Niente di strano se te ne vai, non mi stupisce quello che fai. Niente di strano se resto qui, senza far niente, tanto è così. Sei come un cigno che allarga le ali, sei nata libera, devi volare e chiudere a chiave la tua libertà. Sarebbe solo un'assurdità, è così bello vederti felice e di rubarti il sorriso non sono capace. È nascosto dai rami ma lo senti cantare, se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male, lui capisce soltanto la sua libertà. Niente di strano se te ne vai, non mi stupisce quello che fai. Devi sentirlo tu dentro di te, quando è il momento di stare con me. E fino a quel giorno ti devo aspettare. Sei nata libera, puoi ritornare. È nascosto dai rami, ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male, lui capisce soltanto la sua libertà. È nascosto dai rami ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male, lui capisce soltanto la sua libertà. Allora, in attesa che arrivino gli ospiti, io vorrei fare una riflessione con voi. Allora, avete sentito il caso di Kata, questa bambina, non si sa cosa sia successo, non si sa se è viva, se è morta. Avete sentito un altro femminicidio, questa donna che ha dato una prova a questo uomo che sembra avesse dei problemi, anche una prova d'amore, perché noi siamo crocerossini e non finiremo mai di farlo, non so, forse dovremmo cambiare anche noi. Quando c'è qualcosa che non va, lasciarlo, lasciare, non continuare a insistere su una situazione, una relazione che non ha via di scampo, ma soprattutto
capire cosa sta succedendo in questo paese. Io veramente sono proprio sono rimasta ieri quando ho sentito che stanno cercando ancora ulteriori elementi per questa bambina. Ho fatto una riflessione perché è orrendo quello che sto provando, cioè un senso di disgusto, di disprezzo. Allora, un albergo a Firenze totalmente in mano a queste persone che hanno un nome e un cognome, visto che adesso lo sappiamo, che fanno i padri padroni in casa nostra, in casa degli altri, che occupano un intero edificio facendo di tutto e di più e nessuno andava a controllare, sapendo benissimo che all'interno ci sono questi piccolini, questi minori che non hanno nessuna colpa, in balia di certi personaggi che sappiamo benissimo dove possono arrivare e cosa fare. Ne basta uno, non è che devono essere tutti. Poi con la complicità del silenzio assenso, perché se denuncio arrivano le forze dell'ordine e mettiamo a repentaglio tutto quanto, perciò nessuno parla e nessuno dice. Ma vi sembra normale che in questo albergo non ci fossero dei controlli ogni settimana, ogni 15 giorni? La polizia municipale, la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza, andare a vedere cosa succedeva all'interno. Ma ho paura che in questo paese qualcuno metta la polvere sotto il tappeto. Nel senso, qual è il problema? È un problema grande, se ci metto le mani cosa può succedere? Meglio non vedere, non sentire, far finta di niente, sperando che non succeda niente. Invece è morta, o è viva, o è stata rapita, è sparita una bambina, una piccolina. E ce n'erano altri piccolini, forse loro è andata meglio. Dov'è questa bambina? Ma vi sembra normale nel 2023 che assistiamo ancora, la concentrazione è tutta sugli arrivi? E quello che c'è, questi anziani che hanno paura di uscire di casa, queste persone, noi ci lamentiamo, andate nelle città grandi a vedere cosa succede, che ti arriva una coltellata, non sai neanche da che parte girarti, ma è arrivata. Andate a vedere come si vive in queste città nostre. E poi tutti quanti, specialmente quelli che sono al governo, i sapientoni, quello che sanno tutto, facciamo tutto noi, diciamo tutto noi. Abbiamo gli eserciti, non so cosa, ne abbiamo ancora qualcuno, mi sembra. Se è il caso, a sto punto, vedete voi cosa volete fare? Perché noi non possiamo vivere così. Noi paghiamo le tasse, noi ci comportiamo bene e quelli che non si comportano male vanno fermati. Avete visto a Roma quando la Meloni ha fatto i controlli su quella che era una zona rossa, nel senso guai entrare, cosa hanno trovato? Le porte d'oro con gli infissi d'oro. Ma ci rendiamo conto? E poi fanno la predica e poi ci dicono che noi dobbiamo stare a 18 gradi, che dobbiamo comportarci così, che dobbiamo vivere con 1.000 euro, con 500 euro, che non dobbiamo andare a disturbarli perché sono troppo impegnati. Ma è possibile? Allora io direi di andare a vedere subito questo servizio di questa infermiera uccisa. Andiamo a sentire cosa dicono i colleghi, lavorava a San Camillo di Treviso, perché bisogna aprire anche con queste, bisognerà pur parlarne continuamente sperando che qualcosa si muova. Andiamo a sentire, a vedere. Servizio colleghi, infermiera uccisa. Lei voleva cambiare la vita perché voleva stare con il suo nuovo compagno, il suo nuovo amore. Era felice di andare là in un posto bellissimo dove ha invitato tutti noi che un giorno possiamo venire a trovarla e quindi era contenta di andare là, era felice. Era una donna innamorata. Era una donna innamorata, esatto. Di quell'amore è rimasta solo la violenza più cieca, quando nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Nicoleta Buliga Lupo, 51 anni, di origini rumene, è stata massacrata a coltellate dal compagno 54enne connazionale Ioan Corbaceri, che poi si è impiccato. I due corpi sono stati trovati vicini dalla polizia spagnola nel loro appartamento di Castellón de la Plana, città vicina a Valencia. Nella penisola iberica Nicoleta si trovava dall'inizio dell'estate, qui con il 54enne aveva voltato pagina.
dopo 20 anni vissuti a Treviso. Fino a 3 mesi fa la donna viveva in questa palazzina in zona Santa Maria del Rovere con il figlio 26enne Emanuel, a poche centinaia di metri dal San Camillo, dove dal 2004 è stata infermiera strumentista in sala operatoria. Yolanda ha lavorato con lei per quasi 17 anni. Era una persona molto buona, molto tranquilla, molto serena e brava anche nel suo lavoro. Una ragazza solare, impegnata nel lavoro e molto disponibile con i colleghi e con la gente. Le foto condivise con amici e colleghi, anche via social, raccontano frammenti di vita apparentemente sereni. L'ultimo scatto l'8 settembre. Fino a martedì scorso, sì, mandava messaggi. Che cosa vi diceva? Che è tranquilla, che è un po' stanca perché lavora tanto, però è tranquilla e che un giorno ci sentiamo. Eppure la stampa spagnola parla di un uomo violento che abusava di alcol e forse non nuovo maltrattamenti e violenze, un femminicidio che ha sconvolto anche la Spagna. A Castellón de la Plana il comune ha osservato un minuto di silenzio. Accanto al sindaco e alle associazioni contro la violenza di genere, il figlio di Nicoleta, Emanuel, ingegnere in una ditta paese, come si vede dalle immagini di Cadena Ser, una delle principali emittenti spagnole. Lo stesso silenzio che è calato sul San Camillo. Siamo tutti distrutti, c'è solo silenzio in tutto l'ospedale, c'è tristezza. Organizziamo una santa messa insieme con le sorelle, quindi e preghiamo per lei, perché ci manca tanto, ci manca veramente tanto e ci viene proprio da piangere. Scusate, ma non posso. Allora salutiamo il sindaco Federica Ortolan che si è collegato con noi. Buongiorno sindaco, grazie, Buongiorno. Di essere qui sempre presente, la ringrazio perché bisogna pur parlare di queste donne che continuano a fare le crocerossine nonostante lei sapesse che questo uomo era violento, perché le donne sanno con chi sono assieme, come si comportano. Però l'amore, ecco, questa donna era innamorata, come avete sentito questa collega, e non vedeva altro, vedeva questo uomo sotto un'altra forma. Ma sindaco, forse non è il caso che si cominci a fare qualcosa di più importante, che quando anche questo uomo, se aveva già dei precedenti, doveva essere fermato in qualche maniera. Perché non si può far finta di niente, dire ma sì è già successo, ma si fa un'altra vita con un'altra donna e guardate cosa è successo. Cioè qui muore veramente una persona che stava cercando di cambiarlo. La bambina morta, ho aperto con Cata, questa bambina che non si riesce a capire se è morta, se è viva, se è stata rapita, senza nessun controllo da parte di nessuno. Su questo albergo, sindaco, completamente in mano a qualcuno di personaggi abominevoli e dir poco che possono far del male a questi bambini, ce ne sono tanti, a Firenze, nel silenzio totale. Io sono convinta che da lei non sarebbe successo, sindaco. Penso di no, perché donna, perché mamma, perché con una certa responsabilità. Questi sono anche i sindaci del nostro territorio. Io li vedo, specialmente le donne nel sociale, che cercano di mettercela tutta. Poi anche loro arrivano dove arrivano, ma penso che sia difficile non vedere una situazione del genere e far finta di niente con dei minori all'interno. Prego, sindaco Ortolan. Sì, sono fatti ovviamente che lasciano veramente molto rattristati tutti quanti e penso che nel caso appunto di questa signora deve partire da ognuna di noi donne la consapevolezza, insomma un po' di amor proprio, la consapevolezza che non si può sempre sopportare tutto appunto per amore o per equilibri familiari, perché a volte sono anche quelli che inducono le donne a sopportare tante violenze, ecco. E ci sono comunque le strutture, Carbonera per esempio ha lo sportello donna, ma come ci sono, c'è il numero comunque il 1522 da poter chiamare, e dove ci si può trovare davanti una persona che ascolta il problema e sa dare, ecco, una lettura più, diciamo, oggettiva della situazione, perché a volte in quelle situazioni lì non si ha la lucidità di comprendere quanto male l'altra persona sta facendo, ecco. Quindi c'è bisogno comunque di un confronto a volte chiaro, che apra un po' gli occhi
e in qualche modo faccia prendere coraggio a queste donne di denunciare o cercare di allontanarsi e di fare la propria vita un po' alla volta. Ecco, non sempre è facile, però bisogna a volte veramente, dico un appello appunto a queste donne, cercare di guardarsi dentro e capire che ciascuna è speciale e ciascuna ha appunto diritto al rispetto. Questa donna era tra l'altro una brava infermiera, una professionista, ecco, amata e stimata dai colleghi, e quindi a volte non si comprende come abbia potuto sopportare probabilmente tanta violenza prima di arrivare a questo fatto, insomma, eclatante. E per quanto riguarda questi controlli che si dovevano fare anche su questo albergo, questa bambina che se non si riesce a capire, ma soprattutto difendere i minori, loro non ce la fanno a difendersi. I sindaci sono responsabili della salute dei loro cittadini e salute vuol dire 360 gradi. Allora come si può non controllare un albergo, ripeto, un albergo, una zona franca, una zona rossa, sapendo benissimo che all'interno poi ci sono dei minori e non pochi, nel silenzio assoluto, mettendo la polvere sotto il tappeto perché è troppo impegnativo fare questo, non ci sono uomini, ma si possono lasciare i minori in quelle condizioni? Sindaco, lei è anche una mamma. Ecco, cioè io penso che l'indignazione che io ho provato, Sindaco, stiamo parlando di Firenze, non stiamo parlando di Honolulu, chissà, forse si vive anche meglio là ormai che nel nostro paese. Cioè, ma stiamo scherzando, minori in mano a queste persone? Speriamo che non sia successo niente, ma non è il primo caso che succede. Prego, Sindaco. Sì, sicuramente va comunque ascoltata ogni singola segnalazione e vanno fatti i controlli. Io adesso non mi sento di dare la colpa a nessuno, ecco, perché sicuramente la realtà di Firenze comunque è sicuramente più complessa di comuni come i nostri, che sono più piccoli del Trevigiano. Però diciamo che veramente non bisogna sottovalutare ogni singola segnalazione che arriva e andare lì, verificare. Le forze dell'ordine con i loro tempi appunto è necessario che si muovano e vadano sul posto a verificare. Abbiamo Rinaldo da Venezia, eccoti qua, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Non capisco, guarda Mirella, siamo su un mondo che non capisco. Anche se donne, e si innamorare, e dopo perdere la vita. Ma l'amore non è farsi accoppiare da un marito o da farsi impenire le botte. L'amore è aiutarsi uno con l'altro, volersi bene, perdonarsi per qualche malattia e andare avanti insieme, va bene. Ma se ti ha un marito che è manesco, poi dorme, dare una nave ti va a fare. Ecco cosa aveva. Ma subito, ma dare una nave per non dice a lei. Ma come se poi femminicidi, dei movati che ne sempre di più. E questo è successo anche all'estero. Pensa a te. Perché è andata a dire cosa dire questa povera persona. Da piangere e basta, perché c'è robe che è il governo che va a intervenire, ma con maniere, insomma, quando che si sa che queste persone in giro, stai attenti, non so, anche sarà un sistema, perché per robe che volevo li trova. E dopo, anche anche qua in Italia, qua in Veneto, una signora anziana che andava in ospedale, bisogna occupare a casa 3 personaggi. Poi vedremo il servizio, Rinaldo. Che vergogna, ma che da coccarli subito via, non processi niente, ucciderli, coccarli. Una povera persona che aveva una vita, era un tocco di casa, e va in ospedale che la settimana, viene a casa e trova tutto, a parte il figlio andai dentro, ma gli ha distrutto la casa. Ma dove siamo arrivati? Lì hanno da chiudermi in fuori dalla prisione. Se ne sono parente, ti giuro che non è in galera. Rinaldo, c'è un brutto collegamento, non so se sei in viva voce, ma si sente malissimo. Comunque abbiamo vuoi aggiungere qualcosa veloce? Comunque Mirella ti saluto e purtroppo queste robe, cari signori, stai attenti, perché proprio l'amore deve essere una roba bella, non brutta.
Ciao e buon... Grazie al nostro Rinaldo. Prego Sindaco, i commenti, ecco l'indignazione, ecco queste persone che noi intervistiamo, anche questi cittadini che sono sempre col buon senso, abbiamo sentito anche ieri, parlano pacatamente, ma centrano sempre l'obiettivo, perché ragionano col buon senso e sanno cosa si deve o non si dovrebbe fare, però non funziona così. Voi avete la coperta cortissima, ma a questo punto cosa facciamo? Siamo in balia di chi? Di sconosciuti, il nemico dietro l'angolo quando usciamo al mattino perché si corre troppo, perché nessuno rispetta l'altro. Ecco, il rispetto, quello che stiamo cercando di fare anche con questa grande manifestazione che partirà il 30 settembre, il 1° ottobre all'Ippodromo Sant'Artemio, che ringrazio anche il Sindaco Ortolà, anche lei che partecipa con altri 20 comuni, per cercare di arrivare a queste famiglie, perché cioè, prevenzione sì, ma intanto dobbiamo pur partire con qualcosa tutti assieme, perché sennò non ce la faremo mai. Il quindicenne che si uccide perché i compagni lo bullizzano, l'anziano che viene ucciso perché per portargli via la catenina, cioè non se ne può più. Cominciamo a fare prevenzione tutti assieme. Io penso, voi la fate già, perché bisogna dire che fate di tutto e di più, ma forse fare più squadre 2 o 3 volte l'anno, mandare messaggi, farvi vedere che ci siete, che siete uniti destra e sinistra, che non c'è la politica ma c'è il buon senso di andare avanti tutti assieme per risolvere il problema, perché è questo che vogliono i cittadini che telefonano, Sindaco. A me non interessa destra o sinistra, a me interessa il bene del mio territorio, della mia città, del mio paese, dicono. Prego Sindaco. Sì, appunto Mirella, io ringrazio tantissimo per questa iniziativa, perché appunto l'iniziativa si concentra sui giovani ed è sui giovani che dobbiamo partire per creare una nuova generazione che abbia il rispetto come prima, diciamo, valore, perché manca e se manca rispetto, appunto la mancanza di rispetto si traduce in vandalismo, in baby gang e appunto magari anche negli anni anche in violenza di genere. Quindi diciamo che questa manifestazione ha l'obiettivo sicuramente di cercare di dare ai ragazzi un obiettivo positivo da portare avanti, perché lo sport, l'associazionismo, l'essere impegnati in qualcosa di costruttivo gli dà l'opportunità di crescere in comunità, appunto nel rispetto dell'altro e anche cercando di far evolvere la propria persona. Quindi assolutamente ben vengano queste iniziative e sicuramente più ce ne sono meglio è. Soprattutto anche perché oltre ai giovani noi l'obiettivo, Sindaco, lo sa bene quanto io ci tengo, è arrivare alle famiglie, perché è là che noi dobbiamo cercare di capire, perché è facile colpevolizzare i giovani, ma se non c'è la famiglia, il primo anello con rispetto, valori, educazione, non vai da nessuna parte. Anche voi potete fare quello che potete fare, la scuola quello che si può, però è la famiglia il primo anello, alcuni genitori. E guardate che non sto parlando di genitori un po' emarginati, perché io ho un banco solidale e vi posso assicurare che queste famiglie che vengono anche ieri al banco, di tutte le nazionalità, sono di un rispettoso che voi non avete idea. Alla fine giornata non c'è una cartina fuori posto, non si sente urlare. I bambini sono tranquillissimi, giocano tra di loro, sono puliti. Ma questo è dovuto alle regole, Sindaco, che io ho messo. Ci vogliono regole, perché se io lasciavo Tana libera, io avrei chiuso il banco solidale non so da quanto. Invece loro sanno che se il comportamento è corretto, io gli do di tutto e di più. Ma se qualcosa non va, il cartellino viene ritirato e non c'è la seconda chance, no? Perché io ti spiego, la seconda volta ti dico attenzione, la terza non ce n'è per nessuno. Ma neanche se viene giù il cielo, il cartellino viene ritirato e non viene più dato. Problemi tuoi, vai dove vuoi, qui non vieni più. E sono regole che funzionano, perché la borsa della spesa, l'abbigliamento, le cose per la scuola sono importanti. A fine mese sono molto importanti e lo sanno, però ci vogliono le regole. E no, tu devi rispettare anche troppo. O sbaglio, Sindaco? Perché anche lei bussano alla sua porta e deve far sentire che ci sono delle regole ben precise nel suo comune. Prego.
Certo, succede anche a noi tutti i giorni, appunto il comune dà dei servizi a disposizione del cittadino, anche con delle tariffe agevolate, perché comunque si tiene conto dell'ISEE, del numero di familiari, ecco. Però bisogna avere rispetto delle regole, cioè ci sono dei tempi e dei modi per avere accesso a queste misure che sono aperte a tutti. E appunto se si ha questo un atteggiamento comunque rigido e in osservanza delle regole si crea una comunità comunque rispettosa e dove tutto funziona bene, se no altrimenti è anarchia. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei. Allora andiamo a vedere anche questo servizio di questi abusivi in casa dell'anziana, poi lo commentiamo e poi andiamo in pubblicità. Andiamo a vedere il servizio. A lanciare l'allarme i residenti della palazzina di edilizia popolare in via Borgo Padova a Castelfranco. La casa di un'anziana di 73 anni ricoverata in ospedale era stata occupata abusivamente da sconosciuti. Finestre aperte, un via vai di persone mai viste prima, hanno convinto i cittadini ad allertare il 112. Dopo alcuni accertamenti il blitz dei carabinieri. All'interno dell'appartamento sono stati trovati 3 marocchini, 2 in casa di 26 e 27 anni ed un connazionale di 48 anni che si era sistemato invece in cantina. Alla vista dei militari si sono giustificati asserendo di essere lì da una ventina di giorni e di aver pagato un affitto ad un fantomatico cittadino rumeno di cui però conoscevano solo il nome. Versione che i militari dell'Arma stanno comunque vagliando, anche se sembra piuttosto improbabile. I 3 per entrare in casa avevano forzato anche la serratura della porta, un vero sopruso ai danni di un'anziana ricoverata da marzo in ospedale e poi da settembre in una casa di riposo per una grave malattia. Tessuto di Castelfranco Veneto è un tessuto attento, vigile e che esorto anche ogni qualvolta magari possano vedere qualche situazione particolare, interpellare i carabinieri piuttosto che la polizia locale in modo tale che si possano fare le verifiche. La figlia della 73enne è stata convocata dai militari che gli hanno spiegato quanto era accaduto. L'appartamento fra l'altro è stato ridotto in uno stato di degrado assoluto. Non solo, ma erano spariti anche alcuni capi di abbigliamento della mamma. I 3 magrebini sono stati dunque fatti uscire immediatamente dall'appartamento e sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni e per furto. La figlia della 73enne ha presentato querela ai carabinieri. Dopo aver sistemato l'appartamento della mamma ha cambiato la serratura per scongiurare altre invasioni. Alcuni appartamenti di quella palazzina, ma non solo, sono in fase di ristrutturazione, come ci spiega il sindaco. I lavori sono cominciati e quindi io spero che entro il prossimo anno di avere la possibilità di mettere sul mercato della casa, chiamiamola così, della casa agevolata, ulteriori appartamenti oggi sfitti e che non possono essere assegnati perché non sono a norma. Abbiamo Antonio in linea, Antonio da Padova. Ciao Antonio. Ah, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a riprenderla. Salutiamo anche, finalmente è arrivato Marco Toffoli, collegato con noi, presidente della cooperativa Alternativa Ambiente. Intanto, presidente, scusate, ma sapete che la Mirella è quello che pensa, lo fa. Io devo ringraziare questo presidente e tutta l'alternativa, cooperativa Alternativa Ambiente, perché continuano con il progetto di Villa Margherita inclusiva, e se vedete quando passate Villa Margherita tenuta così bene è merito di queste persone, di questo presidente, di tutta Alternativa Ambiente, che ogni primo mercoledì del mese vengono a tenere pulito come progetto di Villa Margherita inclusiva. Lo dico perché sono bravissimi, ma non è per sviolinare, perché è proprio così. Ecco, io penso che dobbiamo puntare anche su queste cooperative, supportarle, aiutarle, perché stanno facendo un lavoro enorme. All'interno ci sono lavoratori bianchi, rossi, gialli, verdi, non guardiamo il colore, vero Presidente, ma guardiamo se sono capaci di lavorare, cosa fanno, e vi posso assicurare che sono bravissimi. Prego Presidente, come ci saluta? Grazie Mirella, buongiorno a tutti, grazie tra virgolette per la sviolinata, ma credo che il ringraziamento vada a tutte le realtà che sono coinvolte in questa operazione, perché non c'è solo Alternativa Ambiente, ci sono diverse cooperative dell'area disabilità di Treviso e quindi è un'operazione corale di gruppo in cui diamo lo spazio ai nostri ospiti, agli utenti dei nostri servizi per impegnarsi in qualcosa di concreto e che è visibile e che è sicuramente per il bene della collettività. Questo credo sia l'aspetto più importante di tutta questa operazione.
Allora, penso sia d'accordo anche il sindaco Ortolà, anche un fiore all'occhiello avere questa cooperativa, e avete sentito l'umiltà del Presidente. Io non l'avevo detto perché sapevo che l'avrebbe detto lui. Non ci siamo solo noi, ci sono altre realtà, quei diversamente agili come li chiamo io, perché non mi piace chiamarli disabili, perché i disabili siamo noi, non loro, diversamente agili, che fanno assieme un lavoro meraviglioso. Ma voi doveste vedere quando è l'ora della merenda. È bellissimo vedere questa socializzazione, con poco fai tanto, perché sanno essere riconoscenti anche di pochissimo, questi sorrisi, questo grazie spontaneo, ma ci rendiamo conto che forse dobbiamo incrementare, visto che abbiamo bisogno di lavoratori, queste cooperative, queste veramente alternative che abbiamo la possibilità di avere. Mancano 100.000 solo nell'agricoltura, 100.000 persone, cioè, ci rendiamo conto? Ne hanno assunto mi sembra 126, ho sentito ieri sera uno che ha detto ma ne hanno assunto 120, sì, ne mancano 100.000 solo nell'agricoltura. Non so se andiamo avanti così a spot, non so dove arriveremo, perché non è che si possa aspettare all'infinito. Abbiamo Nadia, poi andiamo in pubblicità. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e complimenti per tutto quello che fate. Volevo dire, allora, sai che ho fatto la denuncia per la truffa della legna? Sì. Ieri mi è arrivato dal tribunale, il giudice ha archiviato il caso. Allora, per cosa facciamo questa denuncia? Perché? Che dopo non... Io ho dato nome, cognome, numeri di telefono, però è andato tutto in canarina, come che dice a Giusy. No. Allora è per questo che siamo demoralizzati e tanta gente non fa la denuncia perché va a finire così. Racconta un po' Nadia però com'è successo, perché così anche sia il sindaco Ortolà che Toffoli riescono a capire cosa ti è successo. Racconta, perché fra poco c'è la vendita e l'acquisto della legna, speriamo che non capiti ancora. Racconta. Però sul link che avevano sul telefono, Facebook, adesso non esiste più, non ci sono più. O che sono venuti a sapere che... Ma racconta cosa ti è successo, Nadia. Comunque io ho ordinato della legna con riferimento sede a Casale sul Sile. Ho ordinato 50 quintali e mi è stato detto che me li portavano. Me li hanno portati dopo una settimana con avviso che venivano al martedì a consegnarmi e mi hanno consegnato, non so se siano 20 quintali. Io come ho visto il camioncino arrivare mi sono intagliata che non erano 50 perché conosco la quantità, perché non è la prima volta che... Comunque mi hanno scaricato questa legna, 850 euro. Non so se mi hanno imbacuccato, perché c'era uno che era veloce di parlantina e io ho dato i soldi con facilità, non so come e non so il perché. Comunque dopo io mi sono messa davanti al camioncino perché non uscissero e veniva sempre più avanti e sicché alla fine sono scappati. Io sono andata a fare la denuncia, ho riconosciuto, perché dopo un mese sono venuti a farmi vedere delle foto, ho riconosciuto quello che ho consegnato i soldi, però è andata a finire così. Grazie Nadia, grazie di averlo raccontato, perché le truffe sono dietro l'angolo, ecco, le fragilità, l'improvvisazione, non ti aspetti. Ecco, come commenta Sindaco, poi andiamo in pubblicità.
Beh, comunque la signora si è fatto bene, ha fatto la sua denuncia e quando sono tornati a mostrare la foto vuol dire che comunque hanno fatto dell'attività comunque i carabinieri, ecco. Bisogna capire un attimo l'entità ovviamente del danno rispetto alla mole di lavoro che hanno, quindi può essere che sia quello il motivo dell'archiviazione, però in ogni caso se vi succedono questo tipo di fatti denunciate e abbiate comunque fiducia nell'attività dei carabinieri che viene sicuramente fatta. Grazie, grazie. Pubblicità. Veramente grazie al sindaco Ortolan perché sta cercando di fare un lavoro importante assieme anche a Marco Toffoli che è presidente della cooperativa Alternativa Ambiente. Si cerca di fare squadra più che possiamo, anche se nel nostro territorio, purtroppo lo dico tutte le mattine sindaco e anche a Toffoli, abbiamo tanti di quei campanili, io sono i re, tanti re che pensano di essere re, di riuscire a fare da soli, ma se non si fa squadra non si va da nessuna parte. Abbiamo Paolo da Montagnana. Ciao Paolo. Buongiorno Mirella e buongiorno anche ai tuoi ospiti. Allora sai come la penso io Mirella? La nuova politica, la chiamo io la politica dei fighetti, quando sono stati votati, secondo me hanno un bugiardino da una parte con gli effetti collaterali che hanno questi politici. Tutte queste cose che succedono, femminicidi, gente che si impossessa di case altrui, questi alberghi occupati da stranieri che fanno quello che vogliono in casa nostra, l'effetto collaterale secondo me è: io sono ministro dell'interno ma non sono capace di farlo, io sono ministro della difesa ma non sono capace di farlo. Questa gente che noi votiamo sono bravi a fare i politici, ci vogliono delle persone altrui per fare, cioè devono controllare dove sbagliano questi politici, non so, non capisco. Allora, se li votiamo è perché vorremmo dare un po' di fiducia a questi politici, ma in casa nostra tutti fanno quello che vogliono, alla differenza di noi italiani che non lo possiamo fare. Perché? Perché a noi hanno il coraggio di fare le multe, fare quello che devono fare. Per quella gente lì che comanda in casa nostra non hanno il coraggio e non sono capaci di fare leggi adeguate a quello che stiamo vivendo attualmente, anche sull'ambito della malavita, di queste mafie che si mettono d'accordo, mafie estere, di comandare un albergo che è italiano. Ma il sindaco di quella città dov'è? La polizia di quella città dov'è? Il ministro dell'interno del nostro paese Italia dov'è? Allora io sono sempre del parere, Mirella, sempre resterò del mio parere, che noi italiani siamo un grande popolo, dal primo paese altissimo della Val d'Aosta all'ultimo della Sicilia, ma abbiamo una politica che non sta bene a noi, che non fa bene per noi, anche perché le leggi non ne fanno mai, perché le leggi le fa l'Europa e mette le lingue in casa nostra. Se noi vedi adesso anche sul discorso dell'immigrazione non si capisce cosa stanno facendo, La Germania ha chiuso, la Francia ha chiuso, allora ce li dobbiamo tenere tutti noi. Quella gente lì viene, per carità, metà forse scappano dalla guerra, ma metà vengono qua per fare quello che vogliono loro, come si è già dimostrato. Io spero che un giorno le nuove generazioni, io ormai ho i capelli bianchi e ho visto la prima politica, la prima, seconda, terza repubblica e io ero contento della prima repubblica, della seconda già un po' meno, ma di queste secondo me non siamo contenti nessuno.
Mirella, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Paolo, grazie, sono riflessioni che fanno i cittadini che hanno coraggio di confrontarsi con i politici, molto poco direi ultimamente i politici, specialmente quelli a un certo livello. No, i sindaci veramente ci sono sempre nel pezzo e li ringrazio perché hanno il coraggio, indipendentemente che sanno che possono essere anche attaccati, ma giustamente il confronto vale, bisogna avere la pacatezza e soprattutto la pazienza di spiegare perché sono stati eletti dai cittadini e bisogna fare il confronto, non c'è niente da fare, cittadino che deve fare il confronto con le istituzioni. Allora Toffoli, manca lavoro, manca tanto personale, dicevo prima 100.000 persone solo nell'agricoltura, se lei avesse la possibilità riuscirebbe a fare più squadre di lavoro, visto che veramente quello che state facendo, che lo vediamo tutti sotto gli occhi di tutti perché vi occupate di tante cose, avreste bisogno, però la burocrazia, i lunghi tempi di intervento, pochi soldi, pochissimi, no pochi, pochissimi, ecco vi mettono i paletti, voi potreste fare sempre meglio, ma queste sono le risorse. Prego, ci racconti qualcosa Presidente, com'è la situazione? La situazione, Mirella, è quella che hai descritto perché effettivamente non è facile in questo momento riuscire a individuare personale e quando riusciamo a individuare personale bisogna pensare che c'è dietro tutto un lavoro di formazione, soprattutto per gli aspetti che sono legati alla sicurezza, perché vediamo che in questi giorni che di sicurezza non ce n'è mai abbastanza sui luoghi di lavoro, quindi prima di mettere un lavoratore su un cantiere dobbiamo fare tutto un percorso di formazione che è necessario, tanto più se il lavoratore è come i nostri lavoratori che hanno anche una marcia in meno, che hanno delle difficoltà, che hanno uno svantaggio, che hanno un'abilità diversa. E non è una passeggiata, però è fattibile. C'è bisogno sicuramente dell'impegno e della collaborazione di tutte le parti in causa, perché non è solo il datore di lavoro che risolve i problemi, ci sono anche le istituzioni, gli enti e tutte le realtà che dopo girano attorno al mondo del lavoro che devono fare la loro. E credo che se c'è una buona collaborazione fra le parti i risultati si vedono e si ottengono, magari con dei tempi anche lunghi a volte, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, però se il problema viene affrontato si riesce a risolvere. E questo lo vediamo ogni giorno perché ci sono tante situazioni nei nostri territori in cui a volte una persona va in cerca di lavoro ma non trova la soluzione e magari l'incrocio fra la domanda e l'offerta, come spesso avviene nei nostri territori, e la dottoressa Ortolan può confermarlo, molte volte appunto basta semplicemente parlarsi e riusciamo anche a risolvere delle situazioni non solo lavorative ma anche personali, familiari, a volte impegnative. Poi le chiedo una cosa, Presidente, perché purtroppo il tempo vola, siamo in chiusura, lei si è collegato tardi, ma ho anche gli ospiti che chiamano, ho i telespettatori, allora adesso abbiamo Sebastiano da Abano, se no cade la linea, mi dispiace per Antonio. Antonio, riprova, cosa vuoi che ti dica? Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. Lei e ospite, buongiorno. Io sento parecchio spesso parlare di coperta corta. Però io vedo che le coperte sono corte, però i stipendi di questi politici sono molto alti. Quindi c'è qualcosa che non va. Io ho visto la casa occupata a quella povera anziana, io dico, a Marocco voglio sapere, c'è la guerra? No. Quindi si prendono questi 3 individui e si mandano nel loro paese, e si mandano a Marocco e tu qua in Italia non vieni più, perché se ritorni qua in Italia io ti butto in galera, ma in galera no, o pane e acqua. Ogni tanto ti do un po' di pane, ogni tanto ti do un po' di acqua quando mi girano le scatole, perché se lei va in quei paesi là e commette un reato, lì altro che galera, gli danno molto di più della galera. Poi io voglio dare un consiglio sul fatto,
sulla legna che ha avuto la signora la truffata. Ora io dico, quando comprate la legna dovete capire che se vengono dei camioncini piccolini è impossibile che trasportano 50 quintali di legna, perché un furgone piccolino può portare un 15-20 quintali di legna di più, perché non è omologato per 50 quintali di legna. Quindi loro a di più potrebbero fare una questione di genere. Ogni comune ha la sua pesa comunale, quindi quando comprate la legna andate a pesare con questi individui la legna, il camion, poi ve la fate scaricare e ritornate di nuovo alla pesa con il camion vuoto e lì fate la differenza, quanto era pieno e quanto è vuoto. E lì vedete i risultati realmente quanto quintale è la legna, perché purtroppo girano parecchia gente che ti vende la legna e naturalmente ti dice sono 30 quintali, anziché 30 magari sono dopo 15-20 quintali. E quando ti hanno rubato 10 quintali con il prezzo che ha la legna, è normale che sul quantitativo di tutta la gente che truffa si fanno loro i loro soldini, purtroppo nei discapiti dei poveri anziani pensionati che già non arrivano a fine del mese e tu li trucchi anche così. Io dico, ma uno Stato serio è possibile mai che non riesce a punire a tutta questa gente che truffa le persone anziane, occupa le case? Ora io dico, ma come fai a occupare? Cioè, se io troverei la casa mia occupata, ma secondo lei io vado a chiamare i carabinieri per quale motivo? Per Sebastiano, devo chiudere perché ti devono rispondere, perché sono in chiusura. Ti ringrazio della telefonata, sei stato molto chiaro, hai anche ragione, ma non è semplice perché l'improvvisazione, il momento, lo sgomento, sai, come ha detto Nadia, ero imbacuccata, ha detto Nadia, poveretta. Al momento non mi sono resa conto che quel camion non poteva tenere 50 quintali. Sindaco Ortolan, prego. Per quanto ha detto prima il Presidente Toffoli, che ringrazio per tutto il lavoro, insomma, Cooperative Alternative, insomma, siamo orgogliosi di ospitarla nel nostro territorio. Oh, la brava sindaca! No, perché scusa, E come ha detto prima, ha risolto anche problematiche, insomma, lavorative e familiari anche a residenti, non solo di Carbonera, ecco. Quindi vi ringrazio per la collaborazione. Ecco, hanno un bellissimo progetto di social Agrinet che spero appunto possa essere riproposto per l'autunno con questa attività di potatura che includevano persone insomma con qualche difficoltà, ecco, ma che hanno imparato comunque un mestiere che possono comunque reimpiegare, ecco, in maniera più assidua. Io ringrazio appunto perché tutte queste alternative, cooperative come alternativa o come altre dimensioni che appunto includono persone diversamente agili sono preziose e fondamentali, ecco, per la nostra collettività. Per quanto agli altri interventi sono un po' lo sfogo sicuramente legittimo dei cittadini. Sappiate che comunque al di là della politica, insomma, l'amministratore, il sindaco ci mette la faccia tutti i giorni, è un cittadino del proprio territorio e ha a cuore che tutto vada bene e che si cerchi di mantenere ogni giorno l'ordine pubblico, ecco. Quindi assolutamente noi lo facciamo veramente col cuore questo incarico, ecco, lo svolgiamo sicuramente con un'affezione al territorio. Allora, adesso passo al Presidente Toffoli. La mia idea, che ne ho parlato anche con Abdallah Khazagi, che ho avuto ospite proprio l'altro giorno, Presidente Toffoli, è quella di aprire con voi, naturalmente che fate parte del progetto Villa Margherita Inclusiva, ma assieme a tutti i sindaci, che naturalmente li chiamerò, ma spero di vederli tutti al Sant'Artemio, così non farò le telefonate come l'altra volta a ognuno, di aprire una scuola di giardinaggio, visto che manca nel nostro territorio, proprio scuola di giardinaggio, con voi, per dare la possibilità poi con queste persone che un po' alla volta riusciremo a inserire, e parlo a 360 gradi perché diversamente agile a 360 gradi e non solo, per dare la possibilità poi a questi comuni, a questi sindaci, di avere a disposizione queste persone. Abdallah Khazagi ha detto si può fare, se ne può parlare.
Visto la situazione che vivono i sindaci, pochi soldi, quasi niente, coperte corte, lei anche, cosa dice Presidente se ci sediamo tutti assieme attorno ad un tavolo e iniziamo a partire in maniera concreta con qualcosa di utile? Perché la gente dice: io sono stanca di vedere l'erba alta, io sono stanca di vedere rifiuti da tutte le parti, io sono stanca perché pago le tasse e non vedo risultati. Cioè, grazie anche al mondo del volontariato che è sempre in prima linea, e lo abbiamo visto, ma anche grazie a queste cooperative trovare in qualche modo la possibilità di dare loro respiro anche economicamente, perché non è che si possa chiedere sempre tutto gratis a queste cooperative. Possiamo pensare, anche lei la coinvolgo Sindaco, ma prima sento il Presidente Tofoli, di iniziare a partire con questo progetto, perché qua se continuiamo a parlare, col zio Remo aspetteremo, faremo, diremo, vedremo, adesso ci sono le europee, perciò tutti in cerca della poltrona invece di dare servizi alle persone che sono là che aspettano. Cosa dice Presidente? Si può parlare assieme, tutti assieme, cercare di coinvolgere, di vedere se riusciamo ad andare avanti in maniera diversa? Cosa ne pensa Presidente? Vorrei proprio il suo pensiero. Sicuramente sì, nel senso che è un'operazione che si può fare, ma già la dottoressa Ortolan prima citava Social Agrinet, è proprio l'esempio che questo si può fare, perché abbiamo messo insieme in questo progetto per la prima volta. Guardi che non lo sapevo, Presidente, cioè proprio lo sa che io dico la verità, non lo sapevo. No, ma sottolineo appunto che proprio questo progetto che abbiamo realizzato dimostra che si può fare, mettendo insieme tra l'altro degli attori, dei partner che mai credo siano stati insieme, perché abbiamo messo insieme un consorzio di cooperative, delle cooperative sociali, l'ULS, con i servizi del SIL, dell'inserimento lavorativo, 2 aziende agricole del territorio e ovviamente il territorio del comune di Carbonera, con anche cittadini del comune. Quindi credo che offrire queste opportunità e avere la possibilità di avere sul territorio, in questo caso delle figure di potatori di vigneti che se non erano impiegati e avviati a questa attività erano a piegare cartoni magari o a fare altri lavoretti che magari non avevano uno scopo e una finalità neanche per loro. Quindi credo che sicuramente c'è lo spazio e la possibilità di avviare progetti di questo tipo. Basta volerlo fare, basta lavorare in squadra. Ecco, infatti è la squadra che io sto cercando di fare con i sindaci. Questi sindaci che veramente sono con le spalle al muro, avete sentito, ma ce la stanno mettendo tutta, credono in quello che fanno, questo è l'esempio che sta dando anche il Presidente Tofoli. Non a caso ho messo anche il Sindaco Ortolan, perché è con loro che dobbiamo parlare. Però la mia idea è quella di allargare, cioè a Carbonera si fa questo, a Villa Margherita si fa questo, al Parco dello Storga si fa un altro, da un'altra parte, ma tutti assieme per un bene comune, per la comunità. Cosa dice Sindaco? Può essere un'idea, visto che partiamo proprio dal Sant'Artemio il 30 settembre e il 1 ottobre con questa idea di coinvolgere tutti i sindaci, i comuni assieme, ULS e di tutto e di più, associazioni di volontariato. Cosa ne pensa Sindaco? Lei è anche avvocato poi oltretutto. Commercialista. Ecco, no, vi dico, è possibile sicuramente avviare una collaborazione che va oltre, diciamo, alla manutenzione ordinaria, in cui comunque rimane possibile per ogni comune poter coinvolgere delle cooperative sociali per appunto l'affidamento del servizio di sfalcio ordinario. Ecco. Poi ci possono essere appunto dei progetti ulteriori, ecco, per magari l'abbellimento o la cura di determinate aree che sono magari versano in condizioni più di degrado, ecco, quindi potrebbe essere anche un bel segnale da dare alla cittadinanza.
Proprio ho pensato proprio ai giardinieri, perché appunto me l'hanno proposto gli addetti ai lavori. Ho detto: Mirella, guarda che qua manca proprio la scuola di giardinaggio, non c'è. Cerchiamo di fare formazioni, perché noi viviamo anche su un territorio che bene o male ci sono giardini dappertutto, dappertutto. Abbiamo gli orti sociali che sono bellissimi, con 130 orti. Il presidente della cooperativa lo sa benissimo, perché collabora anche con noi, oltre con Villa Margherita, ma anche con la provincia. Cioè cercare, il sindaco, di fare un passo a lato, nel senso un'altra strada legale, corretta, per dare proprio respiro alla comunità, anche vedere questa bellezza del territorio in maniera diversa, che vuol dire pulizia, cura, perché è questo che vogliono le persone quando escono di casa. E non ce la facciamo se continuiamo a guardare la legge, la burocrazia, gli impedimenti, i soldi, perché, come ripeto, da soli non si va da nessuna parte, ma facendo squadra forse ce la faremo. Presidente Toffoli. Sì, sicuramente facendo squadra. Questo credo sia la linea da tenere a 360 gradi. Devo dire però, e qua lo sottolineo, che veramente abbiamo dei sindaci nel territorio che si stanno dando da fare, che ci sono, che sono presenti, e qua metto dentro sicuramente i sindaci dove abbiamo tutte le nostre sedi operative, partendo da Carbonera, Breda, Treviso, fino a Cenceniga e Gordino, perché abbiamo alcune attività anche nel Bellunese. Quindi credo che ragionando e lavorando con i nostri primi cittadini sicuramente riusciamo a mettere in piedi qualcosa. Sa perché mi è venuta questa idea, Sindaco Toffoli, lo dico anche al Sindaco Ortolan? Perché la fortuna di Villa Margherita è che sulla strada ha una visibilità enorme. Lei non ha idea, quando ci sono queste persone che lavorano, la gente che si ferma con la macchina a congratularsi. Si fermano e dicono bravi, bravi, battono le mani, addirittura si fermano con la macchina e battono le mani. Cioè capisci che la gente vede quando c'è qualcosa di buono. Ecco che qua iniziamo a parlare di comunità, il bene della comunità. Prego, Sindaco. Sì, queste iniziative sono bellissime. Noi per esempio nel nostro piccolo cerchiamo di dare comunque la possibilità anche al singolo cittadino che magari a casa perché è pensionato o ha del tempo libero e vuole dedicarsi alla cura del verde, con l'iniziativa Adolto un angolo verde, cioè ti metti a disposizione, ti curi la aiuola più o meno vicino a casa e hai anche un riconoscimento con una targa appunto del lavoro che stai facendo. Penso che sia edificante per il cittadino e anche bello per tutta la collettività vedere che ci sono appunto persone che si prendono cura e si mettono a disposizione degli altri. Ecco, tante cose, avete sentito magari chi non lo sapeva, mi piace invitare i sindaci perché hanno sempre qualcosa da raccontare, ecco, da coinvolgere, ed è molto importante, che magari qualcuno non lo sa, e il sindaco Ortolan l'ha detto chiaramente. Allora Toffoli come ci saluta? Prego. Vi saluto con l'augurio che ci possiamo ritrovare avendo avviato qualche progetto nuovo in questo senso. E credo che questo sia il migliore augurio. Dall'altra parte sottolineo di nuovo e ringrazio l'apporto che stanno dando i sindaci nel nostro territorio, che è molto importante. Grazie, grazie Presidente Toffoli. Abbiamo un'altra telefonata, Mirella da Marghera. Vai Mirella. Buongiorno Mirella. Buongiorno cara. Volevo dire una cosa, i sindaci si impegnano molto. Ma chi dovrebbe impegnarsi per evitare tutto questo casino che sta succedendo, perché non siamo più sicuri da nessuna parte, è il governo, che sia di destra che sia di sinistra, è il governo, perché non se ne può più, gli anziani soprattutto, gli anziani, cioè è un disastro. Ma Mirella, quello che hai fatto te il discorso all'inizio mi è piaciuto moltissimo. Ti faccio i complimenti, però Grazie. Te li faccio sempre io i complimenti perché sei una persona fantastica. Ma quello che mi dà più fastidio a me, destra, sinistra, centro, non c'entra niente, devono mettersi in gruppo e lavorare tutti assieme.
specialmente quello sbruffone, io gliel'ho già detto direttamente, il sindaco di Vicenza, Giacomo Pozzamai, dovrebbe essere più e dire sì, abbiamo colpa noi, perché questa è la colpa della sinistra, e lo dico sempre, e di fare di più per i cittadini, perché siamo sempre a rischio. Se vuoi venire qua in via Parco Ferroviario e ne vedi di tutti i colori, hai capito? C'è di tutto e di più. E io mi sto stufando, ma proprio mi sto stufando, perché io pago le tasse, il mio compagno paga le tasse, ma mi viene voglia più di pagare le tasse, te lo giuro. Non ho più voglia, perché vedo una schifezza unica. Buona giornata e un abbraccio. Grazie, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Mirella da Marghera, è molto importante anche per i miei ospiti sentire cosa dicono, cosa pensano i cittadini, fare proprio bene comune di queste parole che escono, di queste telefonate molto importanti. Prego, Sindaco, come ci saluta? Allora, io vi saluto appunto ricordando che l'unione fa la forza, bisogna essere una squadra, non bisogna sfiduciarsi, siamo un bellissimo popolo e come italiani dobbiamo avere in primo luogo cura del nostro territorio e avere rispetto dei nostri concittadini, e rispetto vuol dire anche segnalare quando serve e comunque non perdere l'entusiasmo di fare qualcosa per gli altri e cercare di aiutare le istituzioni a fare il loro meglio. Quindi bisogna cercare di collaborare. Certo che certe situazioni fanno perdere la voglia e scoraggiano, però bisogna cercare comunque di migliorarsi ogni giorno. Grazie, grazie a Federica Ortolan, sindaco di Carbonera. Grazie infinite, grazie anche a Marco Toffoli, presidente di Cooperativa Alternativa Ambiente. Grazie, pubblicità. Allora vi presento altri due graditissimi ospiti. Indovinate chi ho in presenza, che la Mirella è felicissima, anche per l'altra ospite, ma per questo ospite sapete che la Mirella ha qualcosa in più, ha proprio un senso di rispetto e soprattutto di orgoglio di averlo ospite, che voi non avete idea, che è Don Maurizio da Sé, parroco di Miane, Combai, Campea, Premaore e Falò. Eccolo qua il mio Don, eccolo qua che è venuto a trovarmi. Salutiamo anche Cristina Guarda, consigliere della Regione Veneto Europa Verde. Grazie anche a questa consigliera, grazie, sempre presente, anche lei ha tanto da fare, a commissioni di tutto, però viene, vuol dire che chi vuole può trovare anche il tempo di venire, ma il confronto è difficile, il confronto con i cittadini, con i telespettatori che veramente sanno colpire il bersaglio non è facile, ma sono stati eletti e perciò dovrebbero farlo, visto che sono pagati anche con i nostri soldi. Penso sia una cosa doverosa. Vedremo come andrà a finire. Ci sono le europee fra poco, vedremo. Allora io inizierei proprio dal Don, ma sentiremo poi anche Cristina Guarda su quello che è successo ieri, che abbiamo sentito un altro femminicidio, un'altra donna uccisa che lavorava qui a San Camillo di Treviso, un'infermiera che è andata a vivere da un'altra parte con il suo compagno che l'ha uccisa, un compagno che ha dei precedenti molto dubbiosi, veramente che si fa fatica a capire, anche come diceva prima anche il sindaco Ortolan, come una donna così brava, preparata, intelligente possa accompagnarsi a un uomo anche violento, perché questo è quello che si è venuto a sapere, che abusava anche dell'alcol. E poi di questa bambina, di questa Cata, che non sappiamo ancora se è viva, se è morta, che è sparita a Firenze in un albergo occupato, è diventato zona franca, in mano a delle persone veramente con un punto di domanda, diciamo così, Don, per non infierire ancora di più di quello che penso, con dei minori all'interno che vanno assolutamente tutelati, perché loro non hanno nessuna colpa e non sanno difendersi, e qualcuno doveva farlo con dei controlli anche ogni settimana, ogni giorno se serviva, perché stiamo parlando di minori fragilissimi, anche magari di persone anziane, di disabili.
nel silenzio totale. Questo mi ha indignato in una maniera incredibile, perché dobbiamo parlare di questo. Possiamo sempre, come fa qualcuno, qualche amministratore, mettere la polvere sotto il tappeto perché è troppo difficile tirarla fuori, alzare il tappeto, cosa vado incontro, cosa fa? No, ma ci sono delle persone fragili che tu devi assolutamente tutelare. Prego, Don. Allora, io ho qualche idea, è solo qualche idea. Primo, che questa fragilità, soprattutto nei ragazzi, negli adolescenti, io l'ho vista aumentare in maniera esponenziale a partire dal Covid, no? Nel mio piccolo, ecco, solo 5 comunità, ma 4.500 persone, ecco, e ho visto così aumentare che cosa? L'aggressività, il bullismo, quei piccoli atti contro le cose e quindi un disagio profondo, e per me non ci sono tante soluzioni se non una, che ad esempio guida le persone che nelle comunità dove sono io fanno la formazione cristiana. Qual è? Ascoltare. Ascoltare, ascoltare e ascoltare i ragazzi e i bambini, perché nessuno li ascolta, né la maggioranza dei genitori che sembrano adolescenti non cresciuti, né la scuola che deve soltanto riempire delle teste, anche se non dappertutto è così, e non le istituzioni. E quindi quando parlano di attenzione verso i ragazzi, i giovani che sono il nostro futuro, io sento raccontare tante balle perché per loro si fa poco o niente. Ecco, addirittura si fa molto per chi già è, diciamo così, sistemato, a posto, ha una sua autonomia e via dicendo, no? Poi c'è un altro aspetto che nessuno controlla. No, io vedo, non in questo ambito, ma nell'ambito del territorio dove io abito, no? Che è il territorio dei vigneti e via dicendo, nessuno controlla nessuno e ognuno nel suo piccolo è papa, imperatore e re. Quindi c'è una disattenzione che vuol dire indifferenza alle persone più fragili, che vuol dire indifferenza a chi sta crescendo con difficoltà. Mica si può mettere, non so, a disposizione un'ora al mese uno psicologo per seguire un ragazzo e via dicendo, no? Ecco, questo è, ecco, il primo pensiero. Poi ne dice un altro, cioè io vedo i ragazzi che passano con carichi di zainetti pieni di libri che saranno utilizzati forse al 30%, però ingrassano le case editrici. Le ingrassano e spesso le case editrici scolastiche sono dei vampiri. Cambiano l'impostazione dell'indice, libro nuovo. Allora vedo questi ragazzi che passano quasi ingobbiti, no? E io dico, ma perché invece di fare tante materie, questi ragazzi non fanno fare teatro? Teatro è una forma che dà espressione, che fa superare la timidezza, le difficoltà. Il teatro, la danza e via di questo. Lo sport. Questa è un'attenzione alle persone, ai ragazzi. No? Non basta riempire la testa e lasciare vuoto il cuore, la coscienza e via dicendo, no? Cristina, guarda, prego, come commenta le parole del Don, che sono parole molto importanti perché lui tocca con mano il territorio, lo ascolta, perché anche questa è la funzione che hanno questi preti, che sono pochi e devono ascoltare molto, e tanti per fortuna ancora. Prego, Cristina. Io lo ringrazio perché le parole sono parole che condivido assolutamente. Credo che quando poi anche si parla di ragazzi, di giovani, molto spesso si parla del problema dei giovani, il problema dei ragazzi, ma non ci si interroga sul problema degli adulti, per cui il tema toccato dall'ospite è assolutamente centrale. Io credo sempre che sia una questione ovviamente educativa,
e dipende da un contesto sociale, dipende da un contesto familiare, dipende da un contesto scolastico. Credo che ci sia molto ancora da fare, molto è ancora possibile fare attraverso lo sviluppo di processi che aiutino alla consapevolezza del bene, che molto spesso è dato per scontato. E questo io lo vedo anche nel mondo politico. Molto spesso si utilizzano molte parole per esprimere qualcosa, quando in realtà il politico ha come unico scopo quello di fare vuoto dentro di sé per fare la preoccupazione dell'altro propria. E quindi questo esercizio, che dovrebbe essere l'esercizio di ogni politico, è un esercizio che bisogna abituarsi a fare costantemente anche nella nostra società, nel nostro contesto sociale, perché è preso dalla fretta e da il raggiungimento di alcuni obiettivi che non sono obiettivi umani ma sono obiettivi materiali. Quindi più che altro credo che sia proprio una questione molto molto culturale, per cui molto importante per esempio è il processo che si sta facendo adesso da un punto di vista sociale e politico e che stanno facendo adesso i giovani nel cercare di mettere in discussione l'eccesso di cose, l'eccesso di utilizzo di risorse anche naturali, l'eccesso di sé e non l'eccesso appunto delle relazioni. E quindi tornano, per esempio, io sto incontrando molti giovani in questo periodo qui che stanno battagliando per questioni ambientali e che mi raccontano una cosa molto bella, no? Si stanno educando a riconoscersi parte di un ecosistema ambientale e sociale in cui le relazioni sono più importanti degli individui singoli. La interrompo un secondo, se no mi cade la linea, mi è già caduta prima, sapete come funziona la trasmissione. Abbiamo Luciana da Padova, vai. Sì, pronto. Buongiorno. Ciao, Mirella. Pronto? Prego. Sì, sono la Luciana. Desidererei un gran favore. Io desidero scendere le scale, però mi occorre appunto uno scivolo. Però bisognerebbe che questo scivolo fosse un poco guidato. Io ho 93 anni, desidero molto molto uscire di casa, magari una volta alla settimana. A casa l'apparecchio. Il Don gas a casa l'apparecchio, ma non importa, fa campana acustica. Allora, la nostra Luciana ha 93 anni. E vuole uscire di casa perché lei ama uscire, però non ce la fa e avrebbe bisogno di uno scivolo per scendere e allora non sa come fare, ha chiamato Sveglia Veneti. Per fortuna che abbiamo la Cristina Guarda questa mattina, che vediamo se può aiutare questa persona che ha tutto il diritto di vivere e di essere accompagnata in maniera decente in questo percorso della vita che non è sempre facile per i diversamente giovani, perché so che ci sono delle possibilità, Cristina, ma allora mi riallaccio anche al discorso che faceva lei prima. Ma mi scusi, i giovani, perfetto, io ho sempre esempi positivi qui, gente meravigliosa che me li portano anche i Don, gli insegnanti, nella robotica, insomma sull'arte, dappertutto. Poi mi ritrovo un giovane che viene qua e dice: io ho studiato, mi sono impegnato tanto, ho lavorato e aspettavo anche la borsa di studio dalla regione perché ci tenevo, perché mi dava la possibilità di fare quello che volevo, ho studiato per quello, ho lavorato per quello e non mi è ancora arrivata e sono molto demoralizzato. Allora, lei capisce bene che non è il giovane, sono tanti giovani che fanno questo, che si impegnano, che lavorano, che cercano di migliorare la loro qualità di vita, di centrare l'obiettivo che hanno nella testa e sono dei bravi giovani. Ma le sembra che è possibile sentire, ma come, questo che ha vinto a borsa di studio e non arriva alla borsa? Cosa sta succedendo? Perché la regione è là il punto, è là dove ci sono i soldi per tutti, perché dal governo, mi pare, dal governo arrivano là e poi vengono smistati. Ma il sociale, io lo sento continuamente, le famiglie, gli anziani, i giovani, i diversamente agili, come li chiamo io, sono allo stremo totale. E per fortuna che c'è il mondo del volontariato che mette le pezze dove può e dappertutto, ma se può continuare così. Ci racconti un po' come funziona anche per i giovani, per le famiglie, per gli anziani? Prego.
A pagarne di più le conseguenze per quanto riguarda il tema studenti che non riescono a ricevere la borsa di studio che devono ricevere perché sono idonei a riceverla da un punto di vista economico e anche per merito, a pagarne di più le conseguenze appunto sono le categorie delle famiglie più in difficoltà, quelle diciamo con un reddito medio-basso, quelle più numerose. Quindi in Regione del Veneto noi abbiamo un problema, mancano 13,8 milioni di euro per coprire tutti gli studenti che in Veneto avrebbero diritto di ricevere la borsa di studio per poter frequentare l'università, per poter riuscire a pagare per esempio anche un alloggio, dato che sono costosissimi e sono davvero introvabili anche. Mancano ovviamente anche residenze per studenti, mancano all'appello solo per Padova, manca più della metà dei posti che dovrebbero ricevere appunto questi studenti che sono idonei a ricevere anche un aiuto per l'accoglienza, per un posto dove dormire. Quindi la situazione è questa, mancano 13 milioni, 13,8 milioni. In questi anni tutta quanta la minoranza compatta ha richiesto alla Giunta di trovare queste risorse. Le si possono trovare riducendo per esempio gli investimenti su maxi eventi come per esempio le Olimpiadi, magari potremmo parlare della questione della pista da bob con 120 milioni di soldi pubblici che vengono spesi per costruirla, al momento non c'è nessun passo indietro anche Cristina, se non c'è guarda, scusi, guarda che c'è il Don che sta sorridendo, è sordo ma sta sorridendo, okay. Perciò l'ha sentita, dove vuole sente il Don. Ok, va bene, ma accanto potremmo per esempio richiedere quello che fanno tutte le altre regioni, cioè richiedere alle persone che guadagnano di più, che guadagnano ad esempio 100.000 euro, anche per esempio i consiglieri regionali, no? Di poter dare 1.000-1.500 euro all'anno di tasse in più alla regione, gente che insomma guadagna 100.000 euro, 1.000 euro, non penso che siano un grossissimo problema, si parla alla fin fine di pochi euro al mese, per riuscire a far pagare questi soldi. Cioè riuscendo a far pagare questa quantità alle persone che guadagnano tanto in Veneto, di reddito personale, non reddito di impresa, reddito delle persone fisiche, di dirigenti, di politici, eccetera, si richiede un contributo in più per fare in modo che possano coprire le spese per gli studenti, ad esempio, o anche per gli anziani, visto che pagano 2.000-2.500 euro per entrare in casa di riposo, per avere un'assistenza dignitosa nella propria anzianità. Quindi, ritornando al discorso della signora di 93 anni che non può uscire di casa, mancano risorse adeguate per riuscire a venire incontro ai problemi di due categorie che sono le più fragili. I giovani, che sono quelli che poi vanno via dal nostro Veneto perché non hanno le condizioni di buona vita, non riescono a essere aiutati nel fare nel realizzarsi anche da un punto di vista professionale, di studio, ma anche gli anziani, che sono le categorie più numerose e con più difficoltà da un punto di vista economico, per specie appunto quelli che hanno una pensione minima, una pensione basica. Quindi Mirella, ti chiedo se è possibile, visto che avete il contatto della signora che ha chiamato prima, di capire dove abita e di capire come... di sicuro, guardi, non vi invito a casa perché so che mi arrivano queste telefonate tutti i giorni, continuamente, tutte le mattine io devo risolvere qualche problema, cerco almeno di risolverlo. Il problema è che ci riesco e mi viene una rabbia perché dico ma come? Ma io devo riuscire a fare questo dove ci sono gli addetti ai lavori che dovrebbero farlo. Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti. L'intervento che ha fatto prima nel gruppo che c'era prima, non mi ricordo adesso il nome, riguarda i politici. Volevo essere un po' più approfondita, ecco, con due parole. I politici ne fa pagare anche i nostri corpi. L'altro giorno sono andata all'ospedale e su un volantino era scritto che persone che lavorano, il 30% di chi che lavora dovuto a sforzi, a cose, anche cose personali, non so se invalido e invalidità, e non si pensa a fare queste robe qua. L'altra mattina su una trasmissione delle due persone di orientamento diverso, però io ero d'accordo che siamo così anche insomma grazie all'Europa. E adesso mi sto male, tutta la guerra che esiste, ormai per civili.
però non siamo più appunto 40 anni fa, si è cambiato tante cose, tutto quello che si vuole cambiare, però non siamo l'Europa degli Stati e siamo una borghesia compradora. Vediamo tutti nazionalisti, però non vediamo altri nazionalisti, non parliamo più di bombe buone, bombe cattive, perché c'è anche bombe buone, che viene considerate buone, che non sono buone, e se cattive tutte. Per cui, come diceva, c'è anche una cultura che manca, che adesso queste cose, ad esempio dice che manca il contraddittorio, vabbè che mi vedere certi contraddittori, non dice contraddittorio perché c'è qualche giornalista che praticamente se non ti dici quello che vuoi uno il temoia, capito? Non temoia, non ti fa parlare, queste cose qua. Per cui sì, se cultura, non voglio difendere nessuno perché in questo momento non si può difendere nessuno, ma è gente che deve pensare anche con la propria testa, anche se non se è sincera. Se è sincera a dire quello che pensa sinceramente. Grazie Paola, devo andare avanti perché sennò non ce la faccio, devo sentire anche gli ospiti, sono riflessioni importanti che fate. Allora sentiamo Cristina Guarda perché Paola ha puntato molto sulla politica, poi sentiamo anche il Don come commenta, prego. Diciamo che non c'è mai contraddittorio perché ognuno rimane di solito della propria idea e di conseguenza non c'è, come dire, condivisione più che altro. E questa è la cosa che a me più preoccupa nella mia esperienza politica, però da questo punto di vista ho notato che se ci si mette d'impegno a testimoniare dati chiari e proposte molto specifiche senza soltanto denunciare i fatti ma facendo proposte, allora c'è la possibilità con le persone ragionevoli di poter collaborare. Poi ci sono invece le persone che invece pensano soltanto a difendere o se stessi o la propria linea politica e di conseguenza con loro è impossibile dialogare. Io devo essere sincera, ha fatto un passaggio la signora sulla questione Europa. Io credo che ci siano delle problematiche rispetto alla nostra concezione di Europa, cioè come si è costruita l'Europa, no? Fino ad adesso. Ci sono delle difficoltà oggettive da un punto di vista politico, ma l'Europa ci sta dando delle risorse in più per gestire delle emergenze, che sono emergenze sociali, per la questione per esempio delle abitazioni, dell'adeguamento delle abitazioni per farci anche spendere meno, per farci resistere alla crisi climatica, all'aumento delle temperature. L'importante è che come li spendiamo qua in Italia, no? E quindi la responsabilità non è soltanto, siccome il politico di solito, l'altro giorno ero a Venezia e mi dicono ma la responsabilità è di Roma, quando vado a Roma mi dicono ma la responsabilità dell'Europa, cioè cominciamo a prenderci ognuno per la propria parte le nostre responsabilità, capire nella nostra istituzione che cosa possiamo fare. Se a livello europeo ci danno delle risorse per affrontare determinati problemi, prendiamole ma spendiamole bene, non spendiamole come abbiamo fatto fino ad adesso in cui praticamente abbiamo creato delle sorte di reti per salvare, non so, determinati tipi di banche o per salvare determinati tipi di settore, ma non per, come dire, aiutare per esempio l'impresa piccola che fa edilizia e che mi sta ristrutturando le abitazioni e che sta rischiando di chiudere perché c'è un sistema che è stato messo dalla politica e dai tecnici nazionali che non ha funzionato. Allora, è vero, vorrei che intervenisse anche il Don perché il tempo corre, purtroppo le domande sono tante. Quello che ha detto Cristina Guarda è molto importante, nel senso che si passano il cerino, non è colpa mia, è colpa tua. Alla fine rimane sempre il cerino in mano a quello che non c'entra niente e non sa cosa fare con sto cerino in mano. Però io continuo a sentire che ci sono milioni e milioni che vanno spesi su cose che sicuramente la maggioranza degli italiani non gliene può fregare di meno, anzi sono indignati. Sto parlando della pista da bob dove domenica a Cortina appunto ci sarà questa insurrezione di persone che dicono ma siamo fuori di testa a spendere tutti questi soldi per una cosa che non la vuole nessuno, che se saranno 6 gatti che la frequentano, con la devastazione del territorio e con i costi che ha, che ieri ho avuto Andrea Zanoni ospite e li ha detti chiaramente. Ma non solo, poi queste cattedrali, perché sa, io penso una cosa, che forse qualcuno pensa di essere diventato il faraone e sta facendo la piramide, però non gliene basta una. Allora inizia da quella più piccola, poi dice questa mi è venuta benino, voglio farla di più, fa quella più grande, quella... ma
sì, ma non è grande abbastanza, e qui si fanno 1, 2, 3 piramidi su cose che noi diciamo, ma tutti questi soldi perché? Cemento, che c'è un business sotto, guardate, voi non avete idea. Certo. Però io dico anche una cosa, è vero questo, però l'opposizione, che dovrebbe fare l'opposizione, ma anche loro, poveretti, lo dice Zanoni e non è che lo dico io, non è che sono molto uniti, sono divisi anche tra di loro, ognuno fa la propria parte, come dice Cristina Guarda, ma fare squadra è difficile, perché ognuno, il suo contraddittorio è suo e basta. Ma il problema è, Cristina, e lo dico anche al Don, che non sono soldi di questi faraoni suoi loro, sono soldi nostri. E noi, su opere importanti, visto che lo Stato siamo noi, perché lo Stato siamo noi, ti paghiamo noi, vi paghiamo noi, e noi abbiamo tutto il diritto di dire se quell'opera la vogliamo o non la vogliamo quando supera determinate cifre. Non che questi decidano di fare quello che vogliono, tanto il popolo bue lo mettiamo da parte, non conta niente, ci hanno tolto anche la preferenza, perché ci hanno tolto anche quella, ma ci siamo, esistiamo però, e diciamo quello che pensiamo. Non può continuare così, devono fare un referendum. Perché ci fanno il referendum sulle trivelle che non sapevamo neanche cosa andavamo a votare, perché nessuno ci ha spiegato niente? Però dove vogliono loro, per arrivare al loro obiettivo, ci fanno fare il referendum. Sì. Però hanno anche fatto che il sì e no, il no e il sì. Pensate gli anziani che vanno a votare per le trivelle col sì che è no, il no che è sì, chi ha capito qualcosa. E adesso continuano con questi fondi del PNRR che ho ancora capito come mai la Spagna e altri paesi sono riusciti a spendere, a fare, a portare a casa i progetti europei, e noi non riusciamo a fare, siamo sempre indietro e abbiamo i migliori cervelli del mondo, i migliori geni del mondo che tutti ci invidiano. Don, ma scusi, io voglio, ecco, che lei mi confessi questa mattina davanti a tutti e mi dica delle mie riflessioni, delle mie confessioni, che sono indignata perché ho un banco solidale e ho visto ieri come sono prese le nostre famiglie, i nostri anziani, i nostri bambini, i nostri giovani nel silenzio totale. Non c'è. Ma tanto c'è il mondo del volontariato che gli dà la borsa da spesa, ma tanto c'è questo, sempre volontariato, che stanno colpendo anche... Ma cosa sta succedendo, Don? Tutto quello che lei ha detto, io la chiamo corruzione, che non è solo questione di soldi, è questione di stile. A me, quando ero negli scout, hanno insegnato a saper fare, saper essere, saper pensare. Cosa vuol dire? Io ho la sensazione, no, a dire la verità ho la certezza, senza entrare nella coscienza delle persone, che noi abbiamo una classe dirigente che in buona parte non ha nessun spessore etico, culturale e politico, ma esclusivamente partitico. Cioè devono rendere conto all'ombelico del partito, che è il capoclan, con i vari nomi, per cui la politica è diventata una lotta fra clan, ecco. E chi più ne ha, più ne metta. Quindi la contestazione che io posso fare è questo. Non c'è una classe dirigente che abbia davvero una consapevolezza etica, politica e sociale, no? E che metta al centro non il partito, non le chiacchiere, ma le persone, neanche le istituzioni. Nel mio modo di fare io non metto al vertice della piramide il Padre Eterno, metto le persone, e le persone che sono nel bisogno. E ora io vedo anche nel mio piccolo che le persone che sono nel bisogno, penso ai ragazzi, penso a dei giovani, penso agli anziani, non sono considerate. E questo vuol dire mancanza di sensibilità, ma non solo politica, etica.
Ecco, quindi noi abbiamo sì, dei faraoni che pensano di tramandare, no, la loro fama o la loro inconsistenza proprio con le grandi opere. Sono 37, mi pare, le persone che ne possono usufruire della pista di bob, no? Ecco, però anche ieri ho dato delle spese a persone che non arrivano a fine mese e mi dicevo, ma non si dice, no, non si ma dice cavolo, ma perché si è attenti a queste cose che soddisfano la vanità di qualcuno e non si è attenti a questa realtà di base, che non chiacchiera, che non urla, che tace, che subisce? Ecco, allora dopo c'è anche una responsabilità degli italiani, io l'ho detto in una precedente trasmissione. La disgrazia degli italiani è stata di essere tirati su secondo la morale della Chiesa Cattolica. Tasi lavora, non sta a pensare. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Volevo fare una domanda al consigliere che è in collegamento. Prego. Sull'argomento di dare gli alloggi agli universitari che purtroppo non hanno la capacità o la possibilità di trovarsi qualcosa a pagamento. No? Il discorso in sé è giusto, però faccio un esempio, no? Quello che è chiamare la migrazione sanitaria, cioè di molte persone che arrivano in Veneto, ma anche in Emilia Romagna, in Lombardia, è un discorso di criterio, no? Che va a farsi curare in altri ospedali di altre regioni e, se non ho capito male, la regione di residenza della persona dà un contributo o paga le spese con trasferimento dei soldi alla regione nelle quali è l'ospedale in cui si cura il paziente, no? Ecco, mi penso che dovrebbe usare lo stesso criterio anche per gli studenti che arrivano in Veneto o a Bologna o a Milano da altre regioni per essere aiutati a trovare una stanza, un alloggio, via parlando, cioè nel senso che questo non è un problema della regione, ma è un problema della comunità nazionale, cioè dovrebbe essere per me lo Stato centrale a erogare la gran parte, quantomeno, delle spese di soldi per aiutare gli studenti a trovare un alloggio, magari attraverso un aiuto ai comuni dove ha sede università, in questo caso per esempio Verona, Padova o Venezia, oppure forse addirittura meglio ancora aiutando direttamente le università, che è quelle che conosce e gestisce gli studenti e quindi sa chi aiutare e come aiutare. Cioè, a me non ho nulla, anzi per carità non ho nulla in contrario di mettere una piccola o lieve o un po' meno lieve tassa ai nostri, tra virgolette, ricconi, però senza arrivare a un discorso dei primi veneti o primi Rovigoto, via parlando. Mi vedrebbe giusto che questi 1.000 euro che dà ogni anno il riccone nostro andasse a finire per aiutare le case del riposo che chiamano gli altri, oppure anche, perché no, una persona che lavora in una fabbrica a Treviso o a Vicenza perde il lavoro per 1, 2, 6 mesi. Ecco, se la regione avesse dei soldi in fondo per dare un aiuto in più a questa persona, mi vedrebbe giusto, ma cioè, per aiutare, se il discorso è che è il riccone che deve aiutare sì, lo studente... Vladimiro, devo correre perché non ce la faccio, gli ospiti devono parlare, siete troppo lunghi, dovete essere un po' più brevi, ma ha capito benissimo dove vuoi arrivare. Grazie Vladimiro, sentiamo Cristina Guarda come commenta le riflessioni di Vladimiro. Vladimiro ha ragione sul fatto che appunto si possono spendere questi soldi per aiutare chi ne ha bisogno e in questo caso se noi chiedessimo un contributo in più alle persone che hanno un reddito molto alto, c'è la possibilità di avere tra i 50 e gli 80 milioni. Quindi se con questi 80 milioni io posso coprire benissimo tutti gli studenti, idonei non beneficiari, veneti, che ne hanno necessità, da qualsiasi provincia vengano considerate, che molto spesso sono proprio coloro che vengono dalle aree marginali del Veneto. La maggioranza di questi studenti sono studenti che vengono dalle zone più povere del Veneto, la zona del basso, del sud del Veneto, di tutte le province del sud del Veneto, la zona di montagna. Cioè, queste aree sono quelle in cui le famiglie fanno più fatica e quelle famiglie che proprio hanno bisogno che gli studenti non vadano soltanto avanti e indietro, anche perché, non so se avete letto in questi giorni, il servizio del trasporto pubblico in Veneto è molto calato di qualità.
tanto che ci sono a Verona 2 ragazze che si alzano alle 4 per riuscire ad arrivare a scuola, o a Belluno ci sono le corse degli studenti e dei lavoratori che vengono cancellate perché non è stata pianificata bene la situazione. Sì, ma facciamo le Olimpiadi là. Ma là facciamo le Olimpiadi, quindi certo. Si aspettano probabilmente che gli studenti vadano a scuola in bob, no? Sì. Detto Brava questo, Cristina, guarda. A parte gli scherzi, vorrei dirvi questo: con questi 80 milioni posso coprire i 13 milioni che mi mancano per gli studenti. Posso andare a coprire dei progetti proprio per cercare di ridurre il costo delle case di riposo. Okay? Posso andare ad investirli per quanto riguarda progetti per il trasporto pubblico. La parte dunque dell'aiuto ai lavoratori c'è, okay? Ma è ovviamente una competenza poi dello Stato quella di gestire questi aspetti riferiti ai lavoratori che escono dal sistema del lavoro. La Regione può fare lavoro invece sul reinserimento, sulla formazione, sull'accompagnamento al reinserimento lavorativo. Detto questo, c'è la possibilità di fare tante cose con questi 80 milioni. Se poi dopo facessimo spola a Roma per chiedere 120 milioni non per la pista famosa, ma per fare politiche del territorio, per i trasporti, per questo e per quell'altro, allora sicuramente sarebbe un compito fatto meglio, un compito politico fatto molto bene rispetto appunto a quello di ottenere dei risultati così. Vorrei soltanto fare un'ultima osservazione, se mi permetti Mirella, so che sei paziente. Prima dicevi, no? Il rischio, come diceva il collega Zannoni, è che si lavori, come dire, che anche quelli di minoranza lavorino un po' da soli. La possibilità di lavorare insieme c'è, ok? Ma soprattutto c'è se noi lavoriamo insieme con i territori. Domenica l'organizzazione dell'evento è voluta dai cittadini ampezzani, non dagli ambientalisti, dai cittadini ampezzani, e domenica ci troveremo alle 10:30 in Piazza di Bona a Cortina e chiunque può venire, anche partendo da Treviso con il trasporto pubblico in 2 ore ci si arriva a Cortina. Chiunque vuole venire è chiamato a partecipare per sostenere la volontà dei cortinesi. Zannoni ha detto che farà le barricate, l'ha detto qua Cristina, guarda, ha detto dobbiamo fare la barricata o le barricate. Benissimo, noi è da 3 anni che facciamo le barricate in Consiglio regionale ed è da 3 anni che le facciamo nei territori, è da 3 anni che facciamo uscire i documenti ed è da 3 anni che chiediamo a tutti i partiti di destra e di sinistra di non votare, di non far votare gli articoli delle norme nazionali che prevedevano i finanziamenti per questa pista da bob, partiti di destra e di sinistra che l'hanno sostenuto, per cui bisogna essere assolutamente coerenti e sono felice che Andrea Zannoni sia quella parte coerente del centro-sinistra che dice ok, non spendiamo questi soldi per questi obiettivi, ma bisogna fare in modo che i nostri partiti lavorino di conseguenza, perché sennò a livello locale diciamo A e poi a livello nazionale si vota per il sostegno di queste pratiche. Allora io ho avuto il presidente nazionale dei familiari vittime della strada, poi ho avuto il presidente delle discoteche del SIB nazionale, il quale ha detto che il Ministero dei Trasporti ha finanziato queste discoteche per il taxi gratis. Io ho ricevuto telefonate di indignazione di cittadini, specialmente diversamente giovani, che non hanno come rispetto i soldi per fare la spesa o per uscire di casa, come abbiamo sentito, i quali hanno detto chiaramente: ma scusate, questi ragazzi entrano nella discoteca, si fanno i drink a 10 euro al drink e noi dobbiamo pagare il taxi quando escono se hanno bevuto? Ma che se lo paghino loro quando entrano in discoteca, cioè nel biglietto della discoteca ci deve essere anche il taxi. Ma è mai possibile sentire queste cose e noi non riusciamo a farci una visita perché non abbiamo i soldi? Certo. Capisce che quando questi vengono davanti alle telecamere e raccontano, non riescono a capire che a casa ci sono persone che ascoltano, che fanno un balzo dalla sedia e dicono: ma sono diventato matto o cosa? Oppure il professor Crepete che ha detto: ma cosa? Ma cosa? Gli diciamo bevi finché vuoi, perché tanto poi ti porto anche a casa gratuitamente, perciò bevi, che problemi ci sono? Don, visto che lei vive anche nei paesi delle vigne, ecco, del vino, che poi questi ragazzi bevono dei drink pazzeschi, buonissimi, anche a volte non tutti sono, ma costano 10 euro uno, l'entrata. E poi questo anziano mi dice: Mirella, io vengo a prendere la borsa, non ho neanche i soldi veramente da piangere, gli occhi da piangere, e sento queste cose nella tua trasmissione perché poi mi seguono. Sì. Prego Don, cosa dice lei di questa iniziativa, allora, un taxi gratuito? Da questa proposta
chi l'ha fatta, lei capisce la qualità etica, politica e culturale della persona, come una zoccola. Ecco, cioè io pensavo anche che proponesse di pagare il taxi a chi andava in qualche bordello, perché no? Ma volevo tornare Basta che usi il preservativo, ti do. Sì, ecco, ti do un premio. No, perché bisogna dirle tutte a sto punto. Allora capisce l'indignazione e lo sgomento. E poi la disgrazia è che questa gente magari si professa cattolica. È vero che è come un'etichetta messa sul culo, cattolico, no? Però capite il disgusto che queste persone manifestano, ecco, a me almeno. Ma io volevo dire anche una cosa. Io ho letto, non so se su Tutto Scuola o un altro settimanale, che era previsto il taglio di 600 istituti per mancanza della materia prima, che sono i ragazzi. E l'anno scorso io avevo mandato una lettera, allora c'era Draghi, dicevo, invece di tenere classi pollaio, invece di chiudere istituti, perché non fate classi da 12 persone, che allora possono essere seguiti personalmente, portati avanti, senza competizione, senza lasciare indietro nessuno. Questo vuol dire mettere al centro le persone, non le chiacchiere, non il loro vomito, che è un vomito politico e ammorale. Ha capito? Antonio da Padova, Antonio, sei riuscito a prendere la linea finalmente, vai Antonio. Guarda, mi ero addormentato. No, scherzo. Vai tranquillo. Ci tiri sul morale, Antonio, dai. Sì, no, ma guarda, io guarda, vedo i provvedimenti, cioè io faccio un paragone quando avevo io 15-16 anni, che all'1 alle 2 massimo eri a casa, e i locali all'1, alle 2, al massimo alle 3 chiudevano, non che stanno aperti fino alle 5, ma dopo chissà perché è l'emergenza, perché dare più lavoro, opportunità a certe discoteche a rimanere aperte, hanno fatto quella legge che li possono tenere aperto fino alle 5 della mattina, cioè i ragazzi praticamente, io guardo, vedo anche mio figlio, sta fuori, poi viene a casa tardi, la macchina non è che la controlla bene, perché tu quando sei sonno vai a sbattere da qualche parte, vai a destra, cioè praticamente Mirella di notte si fanno malanni. Se tu fai una legge italiana, che guarda la chiamo più stupida del mondo, che i ragazzi possono stare in discoteca fino alle 5, e questa qui è la più grossa bestialità. Perché la notte non è che porta consigli, la notte porta casini, la notte è Dio povero. E allora adesso bisogna fare i taxi per riportarli a casa. Cosa? Ma i cinesi, ai primi 1 anno, 2, un figlio è un re. Da 2 anni a 7 anni è un principe. Da 9 anni fino all'età grande è schiavo. L'Italia, Dio Carlo, abbiamo ancora, Dio santo, i ragazzi a 20 anni che sono ancora dei re, che tu li devi accompagnare a casa perché sennò questi fanno disastri, perché tu li lasci fuori fino alle 5. Ma questa qua, guarda, è un paese stupido. Anch'io sono stupido, perché chiaramente a credere a queste leggi qua bisogna proprio essere stupidi. Buongiorno e grazie. Grazie Vladimiro. Allora facciamo concludere il don sulla questa questione molto importante. Ecco, ti permetto tutto, pago io, l'importante è che non ti fai male, poverino, perché hai bevuto, ti sei preso questi drink e non riesci a tornare a casa e puoi diventare un pericolo. Ma te lo paghi però il taxi, come diceva questo anziano, non te lo pago io con i problemi che abbiamo, che hanno i sindaci, che hanno tutti con queste coperte corte. Poi sentiamo Cristina Guarda. No, io ho l'impressione, ecco, che manchino gli adulti, che i genitori siano rimasti a genitori e non a padri e madri, che per me è una differenza enorme,
la spiego un attimo, genitore, tu metti al mondo un essere umano. Diventare padre e madre è possibile dentro una relazione con quel figlio o con quella figlia, e questa relazione ti fa diventare padre, ti fa diventare madre, ti fa diventare figlio, no? Ecco, ed è questa relazione che io vedo, il mio piccolo, che manca. E manca perché c'è anche là, diciamo, un vuoto valoriale, la paura di inimicarsi. Adesso sono non più genitori, sono amico o amica di mio figlio o di mia figlia, e io dico, guardi signora, gli amici e le amiche se le trova suo figlio o sua figlia, ecco, incomincia a diventare adulto, ecco il mondo. Mancano adulti anche a livello, adulti eticamente responsabili, educativamente responsabili, politicamente responsabili, anche ai livelli alti, degli addetti ai lavori. Abbiamo Antonino da Marghera. Ciao Antonino. Buongiorno a voi. Allora, vediamo se riesco a combinare qualcosa dopo 20 anni che cerco. Dunque, io ho finito di lavorare nel 2004-2005. Ho cominciato a lavorare a 11 anni, praticamente mi sono trovato neanche un soldo di contributi. E va bene. Ho passato un momento brutto nel 2005 e sono andato dagli assistenti sociali e mi hanno dato 200.000 lire al mese. L'assistente, la dottoressa Perale. Allora, la dottoressa Perale mi ha fatto avere questi soldi che per il momento mi arrangiavo. Un giorno che vado lì mi dice, senti Cacciopoli, ma perché? Perché non ti prendi un tutore che ti può aiutare? Alla fine mi dice che deve tenersi i soldi lui e che io praticamente dei soldi miei non ho più, non posso più disporre dei miei soldi, ma il tutore lo fa. Bene, non le dico che è 20 anni, è 18, che mi rubano i soldi. Perché io ho detto alla signora Perale, l'assistente sociale, ho detto assolutamente non voglio il tutore, che qualcuno mi guardi cosa spendo io dei miei soldi, ok? Quindi, cosa è successo? Un disguido, non so. Fatto sta che dopo 3-4 mesi mi viene a casa, sono la tua tutrice. Oh, non c'è stato né Dio né santi a levarmela di torno. Antonino, hai già chiamato, conosciamo la tua storia, hai fatto bene a ripeterla, devo chiudere perché sono cose personali molto delicate. Spero invece che quello che ho mandato, che ho parlato per aiutare Antonino, perché era in una situazione drammatica veramente, questo tutore non si faceva trovare, lui aveva bisogno di aiuto, perciò da come lo sento vuol dire che questo aiuto per quanto riguardava quella cosa siamo riusciti a farla, ma quello che rammarica è sentire questi diversamente giovani con le spalle al muro, non hanno voce come diceva il Don, non sono ascoltati, hai bisogno del tutore, ma sono io
libero, o se però le cose vanno viste, perché bisogna sentire sempre ambedue le campane, non si può giudicare perché uno telefona e dire sì ha ragione o ha torto, si sente solo quello che dice. Certo è che questi diversamente giovani sono veramente soli. Prego Cristina Guarda. È molto doloroso quello che ho sentito, è molto complesso, c'è sicuramente bisogno di un aiuto per comprendere insomma le motivazioni per cui si è arrivati ad avere un tutore, che ribadisco di solito vengono dati in condizioni di estrema necessità e per problemi anche molto, molto gravi. Detto questo, insomma, ci sarebbe bisogno di analizzare la questione nello specifico e mi metto insomma a disposizione per capire se c'è qualcuno nella zona dove abita il signore, per capire insomma se c'è possibilità di aiutarlo. E per il resto io sono d'accordo con quanto detto in studio prima rispetto alla necessità di avere adulti responsabili e presenti, perché le nuove generazioni... Abbiamo perso Prego. Chiedo scusa, condivido l'idea appunto che ci sia la necessità di avere adulti presenti. In questo momento le nuove generazioni stanno facendo un salto in avanti rispetto anche alla mia generazione. Io ho 30 anni, 33. Nella mia generazione, quando io ero una teenager, per cui nell'età dell'adolescenza e poi dei 20 anni, non c'era questa grande spinta nell'andare oltre quella che era la dimensione culturale che ci veniva data dagli adulti, mentre adesso vedo dei giovani che stanno cercando di andare oltre, di comprendere qualcosa di più. Quindi cerchiamo di puntare su di loro nel creare reti con chi non ha la possibilità culturale di poter fare questi passaggi e creiamo nelle nostre zone, specie nelle zone marginali di montagna, opportunità di cultura, zone di cultura. Noi abbiamo fatto approvare una legge per supportare le librerie indipendenti, che sono un presidio di cultura all'interno dei territori anche marginali. Proprio per cercare di dare un'alternativa che non sia soltanto quella di uscire e di andare ad assaggiare tutti i tipi di cocktail. C'è la possibilità di fare questi percorsi, il mondo delle parrocchie e il mondo dell'associazionismo, anche non parrocchiale, anche non cattolico, è molto utile e sta facendo bene. C'è bisogno di supportarli, di dare loro la dimensione e la possibilità di spendersi nel territorio con iniziative che le istituzioni locali e regionali supportino. Sì, ma ha capito Cristina, guarda che a Roma qualcuno non ha capito bene come funziona, che questo mondo del volontariato, che è quello in prima linea, quello che ha messo le pezze anche durante il Covid, che non si è mai tirato indietro, che ha anche rischiato molto sulle proprie pelli di questi anche diversamente giovani che arrivavano a casa di queste persone con la spesa, con tutto quello che necessitava, sono con le spalle al muro perché adesso hanno cambiato continuamente, adesso abbiamo i rooms, ecco un altro nome, non si capisce dove si va, si cambia solo nome, il resto rimane uguale, ma soprattutto si mettono in crisi quelle associazioni piccoline che non hanno la possibilità di volontariato, parlo, di riuscire a stare a galla con questa burocrazia che invece di diminuire aumenta. Che tu che fai volontario devi spendere soldi per fare il volontario, ma stanno facendo un minestrone, là dovete vedere cosa c'è sotto a questo minestrone. Ho avuto il presidente degli Alpini indignati, ha detto sai Mirella che non siamo neanche iscritti a RUMS, non ci vogliono perché facciamo parte di... Ma siamo stati quelli per primi a partire, eppure non siamo iscritti, non ce la faremo neppure. Capisce che nessuno ci racconta niente cos'è sta storia. Ma cos'è sta storia del sociale, del volontariato? Fra poco l'ULSS non avrà più il socio, avrà solo il sanitario, gli assessori cambieranno, avranno più la possibilità, le associazioni avranno i soldi. Cioè nessuno ci racconta niente, nessuno ci dice niente. Io vi invito per cortesia a spiegare cosa sta succedendo anche in regione, perché non si sa niente, ci cambiano, dobbiamo spendere soldi, commercialista, avvocato, fra poco non so, anche un prete, forse avremo bisogno anche di un prete veramente all'interno per capire dove andremo a parare. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ritorno ancora col discorso che noi dobbiamo pagare i soldi del taxi. Allora li incitano a bere? A questo punto li incitano a bere? La discoteca deve avere uno stanzone, come ho detto ancora, con coperte per terra, finché non le è passata la sbornia e poi chiamare i loro genitori per rendersi conto cosa fanno i loro figli. E se possono fargli qualche osservazione, perché una volta ho detto a una mamma,
ma perché non gli fai qualche osservazione? Perché ho paura che scappino di casa. Non scappano di casa, ma perché non hanno soldi in tasca? Mia mamma mi ha sempre fatto osservazioni e non mi sono pentita. Ma perché adesso non fanno niente? Li lasciano andare coi loro progetti, perché adesso hanno progetti senza soldi in tasca? Allora, siamo stanchi Mirella, di essere presi in giro da queste leggi fasulle fatte al contrario per noi cittadini e contribuenti di buon senso. Sono stanca di sentire questi soldi che vanno all'aria così. Abbiamo bisogno, ci sono persone che hanno bisogno, che non hanno neanche un tetto, che non hanno neanche un soldo per prendersi una cibalgina in farmacia. Ma stiamo scherzando? Ma chi è che vuol fare questa legge di questi taxi a pagamento da noi contribuenti? Che li pagano loro se vanno a divertirsi. Sono stanca, Mirella. Vi saluto. Grazie Giusy, però io devo chiedere soprattutto a Cristina Guarda, siamo in chiusura, poi sentiremo anche cosa dice il Don, spero che si fermi ancora un po' con la Mirella, se non deve proprio scappare il Don, visto che ce l'ho poche volte, quando ce l'ho cerco di bloccarlo. Il granchio blu. Cristina, guarda, il granchio blu, questo granchio che vedevamo in continuazione, guardate questo granchio, mangiatelo che è buonissimo, mangiate il granchio che vivrete 200 anni perché fa bene, ve lo faccio in tutte le salse. Ma è proprio così, Cristina, guarda, che dobbiamo proprio mangiare sto granchio senza sapere niente? Oppure faremo la fine dei pesticidi, che anche là non sappiamo niente, ne sa qualcosa di più il Don? Ecco, vero, il Don sta sorridendo un pochino, nel senso che aiuto, ma cosa sta succedendo? La paura del granchio blu, ma se lo mangi non aver più paura. Prego, Cristina, guarda. Cercherò di semplificare un lavoro che sto facendo insieme ai veterinari pubblici che si occupano della sicurezza alimentare. Al momento il granchio blu non ha le stesse regole che vengono date, per esempio, per gli altri molluschi o non so, cozze, vongole, eccetera, che vengono messi in commercio. Cioè non ci sono indicazioni su quale tipo di granchio, cioè dove lo posso pescare, no? Quali sono le zone di sicurezza? Perché sennò sul mercato mi possono mettere, non so, il granchio blu pescato di fianco a uno scarico di un certo tipo, no? Uno scarico industriale di un certo tipo, o una zona particolarmente esposta a determinati inquinanti. Quindi quello che ho richiesto in Regione è che prima di dire a livello nazionale e locale consumiamo questo granchio che è un essere non autoctono, cioè non è della nostra zona e è molto violento e sta facendo dei danni non soltanto ai pesci o cioè, ai molluschi che devono essere utilizzati per il mercato, no? Per cui cozze, vongole, ma anche al resto della biodiversità, che è quella del nostro mare. Ma oggettivamente parlando, utilizzare questo messaggio per cui adesso approfittiamone con il commercio e facciamone una strategia economica senza avere le giuste regole prima per garantire la sicurezza alimentare è un errore. Quindi ho chiesto alla Regione di intervenire, anche perché la Regione è da 6 anni che non fa quelle analisi, per esempio sui molluschi, per la sicurezza, per vedere quanto inquinante c'è dentro ai nostri molluschi nella laguna di Venezia, che ricordo che è un sito di interesse nazionale, è un sito quindi con problemi di inquinamento gravissimi. Quindi questa è la situazione che sto affrontando. Quindi prima di lanciare proposte di nuovi mercati per creare nuove economie c'è bisogno di dare la sicurezza alimentare, perché la nostra salute viene prima. E i PFAS come andiamo? Devo correre, Cristina, perché come le domande sono tante, ma c'è tutte le telefonate. Prego. Un ultimo appunto. Facciamo conferenze stampa sui granchi blu, no? in Regione del Veneto, il presidente Zaia lo deve mostrare, ma non le facciamo sulla sanità, sulla fuga dei medici dagli ospedali pubblici, no? Oppure sulle spese che bisogna affrontare per sostenere le attività che stanno rischiando la vita, per esempio a causa del bonus 110, eccetera. No? Per cui cerchiamo di richiedere ai nostri politici regionali o non
di fare la loro parte in maniera adeguata, cioè al posto di proporre, come diceva prima la signora, di pagare il taxi come fa Salvini appunto per chi è ubriaco, cerchiamo di spendere i soldi e di far richiedere che vengano investite anche il proprio tempo, le proprie conferenze stampa per raccontare dei veri problemi, non per raccontare esclusivamente, non per fare attività promozionali su questi discorsi qua, si attivino per la protezione della fauna e della flora, ma non per farne campagne per cercare di distogliere l'attenzione sulle cose principali. E con i PFAS, questo studio dei medici che stanno cercando di portare a termine, cosa ci dice? Allora, ci sono diversi studi in atto per quanto riguarda i FAS. Nella zona più contaminata, la cosiddetta zona rossa tra Vicenza, Verona e Padova, ci sono dei medici che indipendentemente, i medici di ISDE, stanno facendo degli studi su i giovani maschi. Invito ad andare a vedere nel sito delle Mamme No FAS, quindi cercare su internet Mamme No PFAS, per cercare informazioni per fare in modo che i propri figli o i propri nipoti possano partecipare a questo studio per avere finalmente un dato epidemiologico sul danno riproduttivo, sul danno evolutivo dei ragazzi. In Regione abbiamo fatto approvare una mozione fatalità all'unanimità dopo una grande battaglia, cioè doveva essere un voto contrario, per riuscire ad agire sulla protezione delle donne in gravidanza e dei neonati e dei bambini, con 4 proposte che ho studiato insieme con i cittadini e i medici. Al momento non abbiamo ancora risposte dalla Giunta se verrà fatto oppure no, ma ci stiamo sotto. Abbiamo la nostra Giulia, poi salutiamo Cristina Guarda. Ciao Giulia, ben arrivata. Mirella, ciao, grazie, buongiorno a tutti, anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Guarda Mirella, siamo veramente stanchi di assistere a queste vergogne. Prendere in mano il granchio, tagliare i nastri, ma non abbiamo mai sentito una parola per le mamme. Ha ragione la dottoressa là, Cristina, dei fax nell'acqua. E dopo Mirella volevo dire, speriamo che non la facciano la pista da Bob, perché è proprio una vergogna, perché penso che il padre mi perdonerà, ma lo sa padre che quando sento parlare di queste cose io li mando a quel paese, perché padre, io ho attraversato un periodo bruttissimo che la Mirella lo sa e non sono ancora proprio venuta fuori, però dovevo fare un attacco, dico solo questa Mirella, non dico tutto, con una priorità di 10 giorni dovevo fare un attacco alla testa. E dopo mia figlia chiamava sempre in continuazione e lei in lista. Sono andata privatamente Mirella, me la sono pagata perché mia figlia ha prenotato privatamente. Dopo 2 mesi, anche di più, mi chiamano, mia figlia ha detto Benedetti, se aspettavamo voi, mia mamma l'ha già fatta. Volevo dire Mirella che è una vergogna sentire la pista da Bob, io ho 75 anni fatti a luglio e siamo alla disperazione per curarsi. Speriamo che non la facciano Mirella, anche solamente per la distruzione dell'ambiente. Io Mirella quando sento che distruggono, perché una di queste volte verrà giù anche le montagne e ci vogliono costruire a 2000 metri. E quando vedo che distruggono l'ambiente, io soffro tanto Mirella, sai, sono sensibile e vado in depressione Mirella, per tutto. No, non devi mica andare in depressione, se no dai la vinta a questa persona qua, anzi devi combattere Giulia. Giulia, devo chiudere, grazie, scusami Giulia tantissimo, che sai quanto ci tengo, ma sai che ho dei vincoli in televisione, ho la pubblicità, devo cambiare gli ospiti, devo salutare gli ospiti. Comunque ti abbraccio, penso che tutti abbracciamo la nostra Giulia, che un po' alla volta sta uscendo da questa depressione, e veramente grazie anche a queste trasmissioni che aiutiamo a parlare, a sfogarsi, a dire quello che penso. È una medicina anche questa, Don. Allora, come ci saluta Cristina Guarda? Io vi saluto anzitutto facendo tanti auguri a Giulia e informando che ci sono dei cittadini che nelle sue stesse condizioni hanno fatto causa alla Regione del Veneto per richiedere che gli venisse rimborsato il costo
della visita privata, dell'analisi privata che è stata fatta, per cui se la figlia ha la possibilità e la disponibilità di rivolgersi a un legale sarebbe interessante, magari contattando il Comitato per la Sanità Veneta, Covesap si chiama. E le faccio tanti auguri, non si disperi perché ci sono tante persone che stanno battagliando per tutelare quel territorio di Cortina, ma in realtà tutta la montagna, e ci stiamo facendo una buona rete. Io sono felice di questo perché tra giovani e almeno giovani stiamo facendo una buona rete, per cui noi dobbiamo sperare. Chi ha a cuore l'ambiente deve continuare a sperare, deve continuare, se non ha la possibilità di partecipare, a scrivere e sollecitare e aiutare, dare conforto a chi è sul campo. Uniamoci in questa maniera, sosteniamoci facendo ognuno la nostra parte, non lasciando da soli chi magari è sul campo e rischia molto spesso di sentirsi in solitudine, invece non lo siamo. Mettiamoci in rete, le belle persone, le belle realtà devono mettersi in rete sostenendosi. Grazie Cristina Guarda, consigliere del regionale Veneto Europa Verde, grazie veramente, il Don rimane con noi, sì veramente, perché non può andare, lasciarci così, abbiamo bisogno di lui, avete sentito, grazie, pubblicità. Allora ringrazio Don Maurizio Daciè che è rimasto con noi, parroco di Miane, Combai, Campea, Premaur e Farò, è giusto dirlo perché pensate come corre questo Don. Salutiamo anche Valeria Macchione, poi un artista, vi spiegheremo cosa fa Valeria Macchione. Salutiamo anche da Montebelluna Riccardo Ali, designer. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Allora, giovani, designer, lavoro, parliamo un po' di tutto, parto proprio con lei. Cosa ci racconta? Quanto fatica è veramente riuscire ad emergere in questa Italia che veramente con le eccellenze che abbiamo non dovremmo chiedere niente a nessuno, la burocrazia, tutto quello che c'è dentro. Cosa ci dice Ali? Allora, è difficile assolutamente, specie per chi è libero professionista come me e deve un po' arrampicarsi e cercare una soluzione ogni giorno fondamentalmente. È quello il fatto, la burocrazia di sicuro non aiuta e quindi sì, non è facile. Però sa, sono anche scelte, nel senso io ho fatto una scelta, molti dicono che figata il tuo lavoro, che bello il lavoro che fai. Però lo spieghiamo un po' anche Riccardo questo lavoro così capiscono bene a casa di cosa si occupa, prego. Ok, io nasco come designer di calzature, essendo montebellunese, a Montebelluna facciamo le scarpe e attualmente insegno design della calzatura sportiva tra le varie attività che faccio. Però principalmente il mio core business sono le lettere, mi occupo di calligrafia, ho un'associazione di calligrafia, si chiama Calligrafia Italia. Durante il Covid ho avuto un'intuizione che adesso sembra una sciocchezza, ma all'epoca è stata rivoluzionaria, diciamo. Io sono stato il primo al mondo a fare i corsi di calligrafia in diretta con l'insegnante online, perché appunto ho avuto questa intuizione, ho detto sì, io sono a casa tutti. E quindi mettiamoli insieme in una classe virtuale e diamo l'opportunità di studiare calligrafia alle persone di tutto il mondo con insegnanti da tutto il mondo. Adesso è una cosa normale, quando è cominciato il Covid non lo era di sicuro. Allora andiamo a vedere il primo video perché il tempo è tiranno, ma dobbiamo anche vedere questi video per capire meglio. Andiamo a vedere Riccardo e vediamo il video. Nobody knows me, Bugs Life. Been around a minute, but it's alright. Need no validation on my game's time. Game tag, flash flag, not high. Keeping it real, guess I'm not really. I got the skill, I see no limit. I got the homies and family with me. Should be enough just to wish Shia LaBeouf. Yeah, I know it's old, but it fits in this scene. I was looking for some inspiration, but all I had wasn't me. Dreaming of epiphanies, hoping that they get to me. On my shoulders, mini me's, garnering my sympathy. All they want is love. Yeah, I know that's enough now. Used to think I needed enemies, just wanted some empathy. Turns out I actually am tough as I pretend to be. Found it in the love.
Yeah, I know I'm enough now. Cause what's a feeling but a moment? Yeah, all these feelings I was holding. Yeah, baby, that's just time lost. Baby, that's a high cost. Benissimo, bravo Riccardo. Adesso spieghiamo cosa abbiamo visto, prego. Video che realizzo principalmente per Instagram, ok? Voi vedete solo il video, ok? Ma in realtà dietro c'è tutta un lavoro che dura da anni, una ricerca che dura da anni. Queste lettere, queste illustrazioni poi le utilizzo nel mio quotidiano, lavorando con aziende, lavorando con marchi anche a livello internazionale, lavoro appunto con l'immagine coordinata, il brand identity e tutte queste cose qui. La mia partenza sono appunto, è una partenza artigianale, io faccio tutto a mano e poi digitalizzo successivamente, perché ritengo che attualmente l'utilizzo dei cellulari appiattisca il mondo della grafica e renda tutto così uguale, ok? Tutti possono diventare grafici con le app sono incredibili, le uso anch'io, però la partenza fatta a mano in maniera artigianale fa sì che il progetto che io vado a presentare è un progetto unico, irripetibile, perché esce dalle mie mani e io lavoro proprio in questa maniera, cioè creo delle cose per il cliente, su misura del cliente. Ma soprattutto, Riccardo, quello che abbiamo visto è l'attenzione, la precisione. Sa perché l'ho anche invitata? Perché a me arrivano tantissimi messaggi, ma tantissimi. Ci sono di quegli errori, ma di quegli errori pazzeschi. Non è che ormai questa fretta di scrivere, nel momento che tu dici a questo ragazzo scrivimi una bella lettera che vediamo, non riescono neanche a farlo perché non riescono. Sa che ho chiesto a un ragazzo 6x3 cosa fa? 6x3? Magari che è vero, cioè non vi sto raccontando bugie. No, non lo sanno fare perché fanno tutto come ha detto lei, il cellulare risolve. Don, come commenta queste parole? Si aspetti un attimo, Riccardo, quello che abbiamo visto, ecco la bellezza, qui esce proprio la creatività, l'artigiano, che poi naturalmente essendo giovane, ecco, spazia in altri mondi, ma è l'artigiano che esce, la creatività che ce l'ha nel DNA. Ho pensato una cosa, ma vuol dire che ce l'aveva dentro e grazie è riuscito anche a tirarla fuori. Non tutti ce la fanno, ma non sanno neanche di averla. Prego, Don. Io credo che la creatività sia una possibilità enorme che abbiamo dentro di noi, la creatività, e assieme alla fantasia. Solo che fuori da noi, cioè nel mondo della scuola, eccetera, la creatività delle persone non interessa. Interessa omologare, interessa intruppare, interessa il pensiero unico. Quindi la creatività credo sia una cosa fondamentale che va incentivata, perché la bellezza dell'Italia non è solo quello che si vede, è la creatività di chi ha realizzato quelle persone là. Io sono stato nel mondo della scuola 25 anni e il mondo dei giovani è qua. È qua perché ha una sofferenza, no? E quando io ascolto, e guardi, io non confesso, perché non perdo tempo, ma quando vengono a parlare giovani, cioè pian piano io scopro dentro una creatività, un desiderio, una fantasia grandissima. Solo che hanno bisogno di farla emergere. Talvolta si ha paura di farla emergere. E qui mi allegherei e butto là la mia frase, il mondo dei giovani omosessuali. C'è una creatività grandissima, non perché sono tali, ma per altri motivi. Cioè, e poi la creatività accompagna o comunque fa assomigliare, da un punto di vista religioso, a chi? A Dio, che ha avuto la fantasia, secondo la Bibbia, di creare questo mondo, questo universo. Più creatività di quella, cosa c'è? Poi c'è la creatività dell'uomo che lo distrugge. Allora cosa ne pensa del libro del generale Vanacci? Allora, non l'ho letto, penso sia riuscito a farsi una buona propaganda e credo che
di non perdere tempo nel leggere quello che già so o comunque capisco quando sento parlare certi politici. Sono la fotocopia di questo signore generale. Allora, salutiamo anche l'altra ospite che è arrivata, Valeria Macchione. Vediamo se abbiamo una connessione che non funziona molto bene, ma non importa. Buongiorno Valeria. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, grazie per avermi invitata. Allora spieghiamo chi è Valeria Macchione, si presenti. Allora, io mi definisco un'artista. La mia attività nasce con l'incontro dello yoga circa 7 anni fa. Facciamo una premessa, io ho sempre fatto danza quando ero piccola, affascinata da tutù e scarpette come tutte le bambine, facevo danza moderna. Poi dopo a causa degli studi universitari ho interrotto e poi da grande mi sono avvicinata allo yoga e ho avuto una grande folgorazione. Mi sono innamorata da subito di questa disciplina e ho iniziato a praticarla tutti i giorni. Da allora non è passato un solo giorno della mia vita in cui io non abbia praticato yoga. E strada facendo ho capito di essere portata, di essere anche flessibile e mi sono migliorata, diciamo, in poco tempo. La passione per poi la contorsione nasce nel periodo, diciamo, della pandemia. Avevo appena concluso un viaggio in India dove avevo studiato con un maestro molto propenso alla flessibilità, diciamo. Quando sono tornata in Italia era il 1° febbraio 2020 e come tutti mi sono trovata purtroppo chiusa in casa e non potevo neanche lavorare perché io sono insegnante di yoga di fatto. E lì ho iniziato a dedicarmi più a me stessa, visto tutto il tempo che dovevo trascorrere in casa e alla mia pratica. E dapprima in modo così, attraverso dei corsi online o in modo da autodidatta, mi sono dedicata alla contorsione e ho trovato sempre più diciamo, connessioni tra le posizioni dello yoga e la pratica del contorsionismo. Senta, riesci a farmi una contorsione in diretta, visto che non abbiamo neanche una foto, che se riusciamo a vederla in diretta, vediamo se riusciamo a vedere una contorsione in diretta. Dai Valeria, fammi vedere una contorsione in diretta. Così senza scaldarmi. No. Magari fosse anche così snello. Guardate, guardate cosa sta facendo Valeria, guardate che roba. Guardate, grazie Valeria, basta così perché ma abbiamo capito, ecco, dove si può arrivare, pensate dove si può, perché poi volere è potere, cioè ci credi talmente tanto, ti impegni che riesci, o sbaglio, cosa ne pensi Riccardo? E continuiamo anche con Riccardo, questa creatività in qualche modo viene fuori, prego. Guardi, assolutamente, la creatività è un valore, come diceva il Don, il problema è farla tirar fuori dai ragazzi. Mi spiego un attimo, io lavoro con i ragazzi, insegno sia a scuola che appunto insegno calligrafia con dei corsi che organizzo tramite la mia associazione. Il problema è ambientale secondo me, nel senso, parlo delle nuove generazioni. Si immagini cosa vuol dire crescere in una società dove sai che nel momento in cui tu hai una curiosità vai su internet, premi un pulsante, Google non solo ti dà la risposta ma ti apre un mondo intero. Questo fa sì che tu vieni fuori in una società dove non hai più curiosità perché ce l'hai a portata di mano. È la stessa cosa di noi italiani, no? Viviamo in un paese bellissimo, non ci accorgiamo di quanta bellezza abbiamo attorno e non la notiamo più. Arriva il giapponese, arriva l'americano, impazzisce ad ogni capitello che vede in mezzo ai campi. Okay? Per noi è una cosa banale e in realtà non lo è per niente. Ed è banale perché siamo dentro a questo ambiente. Stessa cosa ai ragazzi di oggi, bisogna stimolarli, bisogna aiutarli, bisogna dargli quella spinta e farli appassionare, perché purtroppo loro sono tanto intrattenuti da tutto questo internet. Invece bisogna proprio appassionarli,
perché è bellissimo vedere nel momento in cui loro gli dai la parte analogica, ok? Loro la portano avanti in maniera digitale perché hanno un cervello più evoluto rispetto al nostro, assolutamente, e creano cose in maniera, con una velocità incredibile e in pochissimo tempo raggiungono dei risultati pazzeschi. Questa cosa non viene tanto considerata purtroppo dalla scuola, come diceva il Don. Bisogna portare avanti questa cosa della creatività, dell'innovazione e dell'inventività che è tipica di noi italiani, è proprio un valore che noi abbiamo e questo è super importante. Prima sentivo che parlavate appunto delle opportunità che dovrebbero dare appunto le istituzioni eccetera. Noi a Montebelluna siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto l'opportunità di fare un'opera molto grande che parla appunto di inclusione all'interno di questa manifestazione che si chiama Visioni Urbane e il Comune ci ha dato lo spazio grazie anche appunto a Elena Caverzan che si sta occupando in maniera eccessiva. Sì, però vedi Riccardo, io lo dico sempre, io non devo essere fortunata di vivere a Montebelluna o di essere a Treviso o di essere in qualche altro posto. L'opportunità che mi spetta di diritto dovete darmela. La scuola mi deve dare le opportunità che ho bisogno, non perché sono fortunata di avere un sindaco che è più attenzionato, cioè quello che mi aspetta dovete darmelo. I ragazzi, se li ascoltiamo, e li abbiamo intervistati l'altro giorno, hanno detto chiaramente questa scuola non ci va bene, non ci intriga abbastanza. Vogliamo un doposcuola manuale, vogliamo che esca la nostra creatività. Perciò se noi ascoltiamo questi giovani, e tu lo stai dicendo anche molto bene, loro sanno di cosa hanno bisogno di questa energia che hanno dentro, che è enorme, di non tirarla fuori nella maniera sbagliata, ma nella maniera giusta che può essere la creatività. Don, prego. Dunque, per me la creatività è una forma laica di spiritualità, no? Questo. E i giovani, i ragazzi sono carichi di questa creatività. Noi quando facciamo il cosiddetto catechismo, con certi gruppi aiutiamo i ragazzi a disegnare le emozioni, perché non sanno più dare un nome alle loro emozioni, no? Ecco. E d'altronde le emozioni sono una energia che ti avvicina alla spiritualità, non alla religione che non è fondamentale, ecco. E soprattutto cioè ti aiuta a capire chi sei in realtà e che la vita non si riduce al business, che non si riduce ad avere, che non si riduce a potere, ma proprio a creare, a evolvere, a portare la bellezza che abbiamo dentro. Sarebbe bello che il Parlamento ci fossero giovani di 20 anni che portano la loro bellezza che hanno dentro, la loro creatività, e non delle mummie che ripetono il disco perennemente registrato, no? E allora è fondamentale. Io quando incontro, guardi, posso dire, martedì è venuto un ragazzo da me a 20 anni e parla e poi si mette a piangere, no? E dico, ma perché piangi? E mi ha confessato qual è il suo orientamento sessuale, è un omosessuale, dice. E poi incomincia a parlare. Cioè io sono rimasto stupito della bellezza, no? E ho detto, guarda, vai avanti così. Quello è il tuo modo di essere, quello è il tuo essere. Poi mi dice, ma la Chiesa dice che è peccato. Io dico, scusa, tu hai un amico? Sì, bene. Quando vai a letto, porti a letto la Chiesa e il tuo amico. Se li vuoi bene, secondo la tua capacità attuale, ecco, tienilo stretto, perché ti fa crescere dentro, ti fa esprimere la bellezza che hai dentro, e l'amore non si riduce a dove uno mette gli organi genitali, ha capito? Quindi, e questa fa parte della creatività. Non per niente siamo creature che creano creatività. Però Don, questo ragazzo le ha detto una cosa che lui sentiva dentro di sé, questa chiesa purtroppo fino a poco tempo fa chiusa, una chiesa che doveva parlare
di queste cose, dell'omosessualità, di questa sessuologia che non si fa neanche nella scuola. La sessualità nella scuola si era iniziata ma è stata completamente troncata. Questo ragazzo non riesce più a vivere le emozioni, fa una cosa meccanica, ma anche scrivere, come diceva il nostro designer Riccardo, è un'emozione, sì. Ma gli togliamo anche quella perché gli mettiamo questi strumenti che non danno più emozioni, non ti emozioni più a niente, anzi diventi sempre più arido. Lo yoga, ad esempio, questa disciplina meravigliosa che io faccio, ecco, che il Don fa. Cosa dice Valeria? L'emozione, ecco, l'emozione di fare questo yoga, questa disciplina che ti fa crescere, che ti fa capire chi sei, chi veramente sei e cosa vuoi. Prego. Lo yoga aiuta a liberare il potenziale che è in ognuno di noi. Mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto il Don all'inizio, che la creatività è una forma laica di spiritualità. Non potevo dire meglio questa cosa, la condivido in pieno. Lo yoga, ma anche altre discipline come ad esempio la danza, il teatro e molte altre modalità espressive ci danno l'opportunità di essere artisti, di essere davvero noi stessi e di comunicare in un modo che va oltre il linguaggio, le parole, e coinvolgere persone che non parlano la nostra lingua, coinvolgere tante persone diverse da noi, creare davvero unione. Si dice che lo yoga è unione e lo è davvero, ma anche tutte le altre arti, secondo me. Ma soprattutto, a mio avviso, dovrebbe essere inserita a scuola. A scuola dovrebbe essere inserita, perché ha una potenzialità questa disciplina che è enorme, Riesce veramente a far vedere la persona dentro di sé. Pensate quanti ragazzi hanno bisogno di questo, la dimostrazione è quello che ha detto appena adesso il Don. Riccardo, come commenti, prego, l'emozione nel scrivere, come hai fatto vedere tu questa parola? Infatti ho scritto intanto che vedevo, mi veniva voglia proprio di fare questa L o questa E, come l'hai fatta. Prego Riccardo. Allora, io penso che qualsiasi processo creativo, ok, tiri fuori qualcosa di noi, ok? È molto importante questa cosa di avere noi siamo tutti diversi, cioè, sai, adesso c'è tutta sta cosa che tutti uguali, tutti omologati, va bene tutto, no? Va bene tutto, no, non va bene tutto, bisogna educare le persone alla diversità, perché siamo tutti diversi ed è importante, siamo unici, e quindi la nostra espressività che venga appunto fuori attraverso lo yoga, la calligrafia, qualsiasi forma d'arte, il canto, la danza, quello che è, ok? Va sempre bene perché appunto ci rappresenta, ci sta descrivendo, ci sta raccontando, quindi è veramente importante. Poi tra l'altro tra yoga e calligrafia sembra di no, ma abbiamo moltissime cose in comune. Anche con la contorsione, a mio avviso, anche con la contorsione. No, con la contorsione no, semmai contorciamo lettere a volte, ma è più un discorso legato ai ritmi, è un discorso legato alla respirazione, sa, tutte quelle cose che noi in maniera molto esotica rileghiamo alle arti orientali, come ad esempio lo shodo giapponese, no? È sempre calligrafia e quindi la ritroviamo anche nella calligrafia occidentale, quella italiana, come può essere appunto un corsivo italico. Non scordiamoci che ce la siamo inventata noi, si chiama corsivo italico apposta. Le dico questa curiosità. Noi tutti i giorni sul computer premiamo caps lock, no? Il tasto per fare le lettere maiuscole, e non ci domandiamo mai perché in inglese si dice caps per dire la lettera maiuscola. In realtà caps deriva da capital, che sarebbe la capitale, Roma, perché l'esempio massimo di lettere maiuscole è alla base della colonna di Traiano, quindi gli inglesi le maiuscole le chiamano capitali ed è assurda sta cosa, noi in Italia non ce l'abbiamo, ok? Cioè no. noi non lo sappiamo. Noi siamo fatti di tante capitali perché abbiamo delle capitali meravigliose che neppure sì, conosciamo. Ma per la capitale è Roma. Sì, ma nei capitali li abbiamo nella testa, noi sono tante, perché come hai detto all'inizio siamo talmente
veramente un bel paese che a mio avviso dovremmo fare capitali d'Italia, talmente tante città, perché veramente è una cosa unica, ma veramente non riusciamo neanche a capire la bellezza di questo paese che ce l'abbiamo fuori dalla porta: montagne, laghi, mare, campagne, pianure, vallate, cioè non ci manca niente, però cosa ci manca, Don? Lo dica lei? Ischei. Si gira sempre attorno là. Vabbè, io faccio riferimento sempre a dove vivo, no? Ecco, però io credo che anche lo scrivere, io sono uno che scrive molto. Ho mandato a Editrice Gabrielli un libretto, se lo pubblicano, che attraverso un racconto dei discepoli di Emmaus narro me stesso, e io scrivo, no? E questo dovrebbe anche i ragazzi, anche se non amano forse scrivere, ma forse non amano scrivere perché poi si trovano un insegnante che dice: sei andato fuori tema. Io lo ricordo perché a me un professore, Aldo Padovan, è morto, mi disse: sei andato fuori tema. E io le ho risposto: non sono andato fuori tema, ho scritto quello che pensavo. No, perché devo andare fuori tema? Cos'è questo tema? Cioè vuol dire che non ho scritto quello che pensi tu. Ecco, allora anche qua non possiamo castrare continuamente: non sei in grado, non sei capace, devi essere in tema, devi fare questo, no? Ma qual è il tema? No? Perché dobbiamo anche capire che tema ci vogliono. Cioè questi che ci dicono fai il tema, vorrei anche capire qual è per loro il tema, perché come ha detto lei, il mio tema è questo, no? Il tema. No. Soprattutto io farei parlare i ragazzi di loro stessi, no? Racconta le tue paure, racconta le tue gioie, racconta le tue amicizie. Vuoi che me ne freghi a me che fai un tema sull'unità d'Italia o cosa, no? C'era il diario una volta, Don, che si scriveva le emozioni nel diario. Ho 75 anni e ogni giorno butto giù una pagina di diario. Non caro diario, no? Ma quello che in quel giorno ho vissuto, momenti di gioia, momenti così giù di tristezza. Poi quando ci sono i momenti di tristezza io vado a sentire la musica mia degli anni 60, no? E butto su che cosa? La prima cosa bella di Nicola Di Bari, oppure Il cielo in una stanza, o Venditti, o Tchaikovsky. Ecco, ma e io che sono un vecchierello dico: Madonna, che forza che ho dentro ancora, che bellezza che ho dentro ancora. Loro ce l'hanno all'ennesima potenza. Sentiamo Valeria come commenta e poi sentiamo anche Riccardo queste parole del Don. Ecco, scrivere, provare emozioni, fare yoga, emozionarsi, capire che forse è la disciplina che volevo e non sapevo che era questo, però un po' alla volta ci sono arrivata, c'è un percorso da fare, non è così semplice. No, non è semplice, è un percorso meraviglioso ed è una scoperta di noi stessi. Io penso che quando ognuno di noi scopre il suo potenziale, scopre qual è la cosa per cui è portato, debba essere grato perché è una fortuna. Ognuno di noi dentro di sé è bravo a fare qualcosa, si tratta di scoprire cos'è. Bisogna cercarsi, guardarsi dentro e capire anche cosa si vuole fare, come lo si vuole fare, accettare il percorso così come arriva. Può essere un percorso più o meno difficile, con più ostacoli, o anche un percorso avventuroso, interessante, però penso che sia la strada che alla lunga dà maggiori soddisfazioni. Avere l'opportunità di esprimere se stessi attraverso la creatività, un'arte o una cosa particolare, anche un mestiere, è una fortuna di cui bisogna essere grati a Dio, all'universo ed è giusto restituire al mondo questa ricchezza che ognuno ha dentro di noi. Grazie Valeria. Sentiamo come conclude Riccardo Alli, designer. Ecco, questa bellissima cosa che ci ha fatto vedere questa mattina, la voglia di ritornare a scrivere, magari di dare non il diario come dice il Don, ma qualcosa di più moderno a questi ragazzi, ma di tirar fuori le emozioni anche nel scrivere. Dai Riccardo, facciamo qualcosa.
Ma allora mi ricollego a quello che diceva prima. Non è solo una fortuna, ok? Inseguire la propria propensione, è anche avere un po' di coraggio ed è un po' buttarsi, perché purtroppo non è così semplice. La curiosità, essere curiosi, ci aiuta sempre in questo, perché intanto appunto bisogna trovarla, e per trovarla bisogna fare ricerca. La ricerca è importantissima, e poi una volta trovata avere appunto il coraggio di dire: sai cosa, io mollo le certezze che può darmi magari un lavoro a tempo indeterminato e mi metto a investire su quello che mi piace, perché scelgo che quando vado a dormire la sera voglio avere il fegato a posto, nel senso non voglio avere queste bombe di nervi che mi arrivano perché magari sono sotto un titolare che non capisce il mio valore, non capisce quello che ho dentro. Allora costruisco io il mio mondo, parto io con le mie gambe e faccio il mio percorso. Non è semplice questa cosa, non vendiamola come una cosa semplice, perché richiede un sacco di impegno, e chi è libero professionista, chi sceglie di vivere delle proprie passioni, non è uno che cazzeggia, tutt'altro, anzi. Infatti l'abbiamo detto che è un percorso complicato e difficile, è un percorso complesso, e non a breve fuori... termine. Devo chiudere, però chiuderei con queste parole, vorrei il commento del Don: Dio, patria e famiglia. Adesso si sente questo. Certo, ognuno scorreggia con il buco che è abituato a usare, punto. Commentiamo così, Don? Sì. Sentiamo Riccardo, come commenti? Che classe hai sentito? Incredibile, vero? È il nostro Don qua, il Don che scrive in molte lingue, ecco, che manda queste lettere anche ai politici, magari non rispondono, no, perché ma neanche li leggono, ma magari è la mia presunzione. Questo Papa che cerca in tutte le maniere di far capire che abbiamo bisogno di una Chiesa povera, ma che fa veramente dei sacrifici incredibili. Io veramente dico che dovremmo solo ringraziare, perché è sempre nella sua bocca la parola pace, e gira, ecco, ancora sollevandosi con molta fatica, eppure sta cercando ancora di far capire l'importanza di questa parola. Devo salutare i miei ospiti, allora grazie veramente a Don Maurizio Dassier, grazie a Valeria Macchione, grazie veramente, grazie a Riccardo Alli, grazie designer, grazie di essere stato con noi, grazie veramente, grazie a voi tantissime anche questa mattina, la posta di Mirella. Non c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, sono venuta. Soli sospiri tua, soli sospiri tua, soli sospiri tua m'hanno chiamato. Ah, quelli mu lo vedo di venire, mu lo vedo di inchianare dalla mano e se ne va. Ah, quelli mu lo vedo di venire, mu lo vedo di inchianare dalla mano e se ne va.
capelli tua, di capelli tua sono innamorato. Li vengo di volà, li vengo di volà, li vengo di volare in sallo vietto. Occhi con te ci perdirò, ti accidici mali nel suo scattalugori. Occhi con te ci perdirò, ti accidici mali nel suo scattalugori. Pizzicato la tarantella, sottallo giro giro, sottallo giro giro, sottallo giro giro della monella. Ai gori 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 di zucchero, limone, dazza dalla vasa, mucca, dazza zucchera la bucca. Ai gori 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 di zucchero, limone, dazza dalla vasa, mucca, dazza zucchera la bucca. Quannantini ma fanno ya puncello, ne ma chiama Lugori, ne ma chiama Lugori, ne ma chiama Lugori, manu manu. Occhi cu te ci perdi l'occhio, ci dici mali ne ci scatta Lugori. Occhi cu te ci perdi l'occhio, ci dici mali ne ci scatta Lugori.